la neve silenziosa il giorno di Natale, il bacio sussurrato quando è primavera, il sole rosso a sera, il sole rosso a sera. Gli alberi hanno grandi orecchie, orecchie per sentire il pianto dei bambini prima del temporale, quello degli animali prima del terremoto, e quello dei soldati prima dell'assalto, e quello dei soldati prima dell'assalto. E capiscono prima degli uomini, quando gli uomini stanno per cambiare, allora muovono il respiro alle radici ed in silenzio stanno ad aspettare che arrivi la bufera, che passi il temporale, che arrivi finalmente il tempo di cambiare. Gli alberi hanno grandi orecchie, orecchie per sentire il pianto delle loro foglie che vanno a cadere, il pianto delle madri che stanno a guardare dalle finestre a sera, dalle finestre a sera. Gli alberi hanno grandi orecchie, orecchie per sentire, per trattenere il tempo e poi lasciarlo andare. Di 4 mesi in 4 stanno a ricordare, per poi ricominciare, per poi ricominciare. E capiscono prima degli uomini, quando gli uomini stanno per cambiare, allora muovono il respiro alle radici ed in silenzio stanno ad aspettare che arrivi la bufera, che passi il temporale, che arrivi finalmente il tempo di cambiare, di lasciare andare, di ricominciare, di ricominciare. E sempre grazie alla nostra Erika Boschiero per questi video, queste musiche bellissime, questa cantautrice che non finiremo mai di ringraziare anche per quello che sta facendo anche come solidarietà, questo coro che aiuta i diversamente giovani a staccare la spina, e sono veramente bravissimi. Come vi ho raccontato, sono stati dal Papa proprio sabato scorso, perché Papa Francesco invita spesso Erika Boschieri, ha capito i valori di questa donna. Io volevo, prima di presentare gli ospiti, però dare un grande abbraccio a una nostra telespettatrice che sta passando un momento un po' particolare, ecco, facendo ben sperare. Vedrai che non sarà tutto nero, non possono essere sempre pietre, perciò tieni duro che vedrai che passerà. Ecco, un abbraccio da tutta questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, a questa donna che in questo momento è molto preoccupata. Detto questo, presento subito 2 graditissimi ospiti in presenza. Abbiamo Paola Bergo, presidente ACAT, Associazione Club Alcolisti in Trattamento, assieme a Gianpietro Cecchetti, familiare solidale Club ACAT di Mestre. Allora, grazie Presidente di essere qui, grazie Cecchetti di essere qui. Iniziamo proprio dalla Presidente. Allora, io ho invitato questa associazione perché io sono molto preoccupata. Sono preoccupata per l'uso dell'alcol che vedo specialmente nei minori e non solo. Ecco, questa vivi, bevi che va bene tutto, questi fine settimana dedicati molto al mangiare e al bere. C'è anche qualcos'altro, ma ormai si apre questa primavera inoltrata perché maggio è stato devastante, perciò quello che importa è poi che queste persone magari si mettono alla guida
e succedono i disastri. Avete sentito quanti morti in pochissimi giorni e questo non è più tollerabile, bisogna iniziare a parlarne seriamente, che ognuno faccia la propria parte, che non è possibile che poi queste persone, poi non si sa, però avete sentito anche il ritiro delle patenti a causa di questo alcol. Allora iniziamo proprio da Paola Bergo e presentiamo anche l'ACAT, magari per chi non conosce cos'è. Prego Presidente. Buongiorno, grazie Mirella di averci invitati nuovamente, buongiorno a tutti i telespettatori e mi permetto di fare tanti auguri a questa signora che non conosciamo ma che evidentemente ne ha bisogno. Allora, siamo stati qui un paio di mesi fa presentando la nostra associazione e mi permetta Mirella una piccola puntualizzazione. L'ACAT è Associazione Club Alcologici Territoriali, ha cambiato nome già da qualche anno perché come dire, il termine alcolisti abbiamo proprio voluto lasciarlo al passato. Fatto bene. Sì, perché è un'etichetta e quindi appunto l'associazione ha cambiato nome proprio a livello nazionale. Allora, noi ci occupiamo intanto di promuovere salute. Che cosa significa promuovere salute? Significa fornire degli strumenti alle persone per prendere in mano la propria salute, per poter fare un percorso di consapevolezza, per capire cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare per vivere in una comunità, in una società ed essere più sani, ok? E accanto a questo concetto di promozione della salute, appunto, noi ci occupiamo di famiglie che hanno problemi, alcol, sostanze, azzardo e altri tipi, come dire, di consumi. E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso il sistema dei club, che sono dei piccoli gruppi di famiglie che noi chiamiamo comunità multifamiliari che si incontrano una volta alla settimana per condividere un percorso di sobrietà. Nel club le famiglie trovano accoglienza e lo scambio delle esperienze per poter riprendere in mano la propria vita e fare appunto un percorso significativo per ritornare ad essere cittadini, ritrovare la propria dignità, possibilmente ritrovare gli affetti, riprendere i legami e inserirsi a tutti gli effetti trovando anche un lavoro e quello che insomma serve per essere, come dire, persone che appieno godono di diritti e di doveri. Ecco, e il tema che lei ci pone è un tema realmente sentito e importante, tant'è che noi stiamo facendo anche un lavoro con WEPE Cos'è questa sigla che così a casa capiscono? WEPE? Ecco, è l'ufficio esterno penale, praticamente sono quelle situazioni che il cittadino, anziché scontare una pena all'interno del circuito, diciamo, giudiziario penale, la può farlo all'esterno. Parliamo di persone che hanno avuto la patente ritirata perché guidavano in stato di ebbrezza. L'UEPE ha coinvolto il SERD, cioè il Servizio per le Dipendenze. Noi operiamo nel territorio di Mestre e il SERD ha coinvolto anche l'ACAT perché hanno formato dei gruppi appunto con persone alle quali sono state ritirate la patente e hanno formato dei gruppi che fanno 4 incontri e in uno di questi incontri c'è anche la nostra associazione. Nei vari incontri trattano un po' gli argomenti appunto che riguardano il ritiro della patente, il guida in stato di ebbrezza e siamo stati coinvolti anche noi proprio per portare la nostra esperienza perché come dire, le persone che fanno questo percorso abbiano anche l'opportunità di conoscere quello che nella comunità c'è per quanto riguarda l'uso dell'alcol e in particolare le associazioni, la nostra associazione che lavora molto su questo tema. Allora, mentre a Gianpietro Cecchetti, familiare e solidale ACAT, volevo chiedere, molti uomini vengono arrestati o messi domiciliari dopo aver percorso questa moglie, questa compagna che non c'entra niente,
dopo aver bevuto. Moltissimi sente, ma non ero io, però il male è stato fatto. Il problema è che c'è chi vuole riprendersi in mano la vita e la famiglia e chi invece continua a negare oppure a dire in quel momento non ero io, è successo ma non ero io, come fosse una scusante. Sì. Cioè, ma tu hai causato quella scusante, sei tu che sapevi che se bevevi arrivavi a questo, perché non è la prima volta e di sicuro molte donne non denunciano perché non c'è ancora quel supporto alla famiglia che dovrebbe esserci, specialmente a questa donna che non riesce a gestirsi perché da sola non ce la fa. Tante panchine, ma se non c'è il dopo panchina, che è proprio un supporto anche economico a questa donna, non si va da nessuna parte. Ecco, perché l'uomo fa così fatica a farsi curare, a intraprendere dei percorsi anche educativi che invece le donne fanno molto più facilmente? Secondo lei cosa c'è? Perché poi alla fine c'è una famiglia disgregata, una famiglia distrutta, bambini, ragazzi che poi troviamo nelle baby gang perché c'è sempre un vissuto dietro questi ragazzi terribile. Cosa ne pensa Cecchetti? Allora, da maschio mi mette in difficoltà perché dire perché l'uomo fa più fatica della donna, forse faccio fatica a dirlo, no? Però a parte la battuta, io credo che il tema di fondo è che siamo inseriti in un contesto sociale in cui l'alcol non solo è accettato, ma è addirittura promosso, no? Probabilmente abbiamo una cultura del fumo, che tutti sappiamo fa molto male, che nel tempo si è capito, è accettato che il fumo è qualcosa di negativo, no? Mentre invece per l'alcol le immagini che ci arrivano dalle pubblicità televisive, eccetera, sono immagini di gente felice, di gente che sta bene, quindi per stare bene sembra che ci voglia anche l'alcol e anche la convivialità di quel tipo. Quindi credo che ci sia anche un problema culturale di fondo, ma soprattutto voglio dirlo con chiarezza, oggi l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stabilito che l'obiettivo dovrebbe essere alcol zero per avere sicurezza nella gestione di queste sostanze, no? Perché comunque è stato studiato e provato scientificamente che ci sono per esempio dei tipi di cancro, di tumore al seno delle donne, eccetera, che colpiscono di più le persone che sono considerate bevitori moderati, okay? Quindi ci sono degli studi scientifici che lo dimostrano. Ma quello che dico io è accettiamo pure che le persone facciano una scelta, bevo, non bevo. Però oggi siamo ancora a livello che l'informazione non è un'informazione così chiara e così assunta da tutti con chiarezza. Siamo più consapevoli che il fumo fa male e che se fumo quindi posso farmi del male. Siamo molto meno consapevoli che l'alcol fa male e bevendo posso fare del male a me o, come nell'esempio che facevi tu Mirella, anche ad altri. Perché poi sappiamo bene che il bevitore in quasi tutte le situazioni ritiene di essere sotto controllo della situazione. È difficile trovare una persona che beva e che dica io so di essere in certi momenti fuori controllo. Crede di avere il mondo in mano, crede di avere la propria situazione di vita in mano e per arrivare alla consapevolezza delle situazioni di dipendenza c'è un percorso molto lungo da fare e le chiavi per trovare questa consapevolezza non sono così semplici. Allora andiamo a vedere anche questo video che ha portato appunto la Presidente Bergo su quello che è l'ACAT. Andiamo a vedere e poi commentiamo. Questa qui, anzi tante di queste qui, stavano per rovinarti la vita. E chissà, magari avrai dormito anche su questa panchina. E così siamo andati
iniziato a frequentare nelle vacche, io e te. Da allora sono passati 12 anni, assieme ad altri hai scelto la sobrietà. C'è un po' di gente per l'aperitivo analcolico allo stand ACAT a Marcon, giornata della sicurezza e del volontariato. Allora, mi piace questa frase finale, aperitivo analcolico, perché io sto proprio organizzando al Parco dello Storga, spero anche a Villa Margherita se qualcuno si fa sentire, la preparazione di questi aperitivi analcolici con un barman meraviglioso, Nonno Orso, è stato uno dei più famosi barman che abbiamo avuto in Italia e non solo, per insegnare fin da piccoli a preparare questi cocktail analcolici da questi bambini, da questi ragazzi, per capire che forse si può bere anche in un'altra maniera, si può bere anche molto piacevolmente e anche facendo da soli questi cocktail, e lo trovo una cosa molto bella, anche perché può diventare anche un futuro lavoro questo. Cosa ne pensa Presidente Bergo? Allora guardi, noi abbiamo partecipato a 2 giornate del volontariato e siccome mettere, come dire, un banchetto, no? Uno stand dove si propongono solo volantini, noi sappiamo che non si avvicina a nessuno perché non suscita interesse. Sicuramente chi sta vivendo un momento di sofferenza correlato a questi problemi non si avvicina. E allora abbiamo pensato, dai, offriamo un aperitivo analcolico molto semplice, insomma, e così per offrire un'alternativa, per catturare un po' l'attenzione delle persone e sappiamo che lo fanno anche altre associazioni e vogliamo provare proprio ad investire perché, come dire, la felicità noi abbiamo capito che non passa attraverso l'alcol ma passa attraverso le buone relazioni, certo, che noi chiamiamo relazioni nutrienti. E è chiaro che nella nostra cultura stare assieme significa anche, come dire, condividere, no? Delle bevande, condividere del cibo e non solo quello, condividere anche cultura e come dire, e rapporti, e benessere, esatto, e ben vivere. Però abbiamo deciso di investire proprio perché gli aperitivi e i cocktail possono essere molto buoni, anche a base di frutta, di cose che adesso fanno bene. Adesso poi che si apre questa meraviglia stagione di frutta e verdura. Esatto, possiamo veramente investire e attraverso chiaramente il cocktail analcolico investiamo sulla cultura, certo, sul cambiamento. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi diamo la parola a Cecchetti perché se no mi cade la linea. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e ciao, i tuoi ospiti. Purtroppo il discorso del vino è una roba annosa che va avanti da sempre, ma il vino fa bene, bisogna beverlo con cautela, moderatamente. Poi anche succede che ti sappia male, nel senso di bere fieri più in compagnia, ti sia un fiero euforico e fine anche siamo. Ma purtroppo c'è un problema che dura da 1000 anni. Dico, a Venezia 75 anni fa, in Briagoni che era finta di gol, poveretti, perché non aveva niente, però che all'epoca non vedeva altro del vino, solo che i vini era per i lavoratori. Adesso i fiori
non vada a buttarsi sul vino, perché ha tantissime altre robe e stia operativi che gira e che volta, ma perché il vada a vendere l'alcol ai fiori inferiori ai 21 anni, noi di sdotto, perché sugli aperitivi una volta Spritz è genato a Venezia, ed era acqua, vin e una sera di limone. Allora si mette il cogna, il Campari, tutte le robe che diventa una bomba. Allora, io darei guarda sto discorso, però siccome che siamo i primi in Italia che produce i vini, allora siamo bravi, e allora tutti i politici a farsi vedere il vino, siamo bravi e qua e ma mettete anche delle regole, no? Una volta andavamo tutti i sigarette per mio papà, non me ne dava neanche perché ero piccolo, e mi diceva dentro papà, adesso vai ai supermercati, si compra quello che vuoi, viene fuori con la birra, con quelle bottiglie di aperitivi già fatti, che fa solo che male. Ma anche l'educazione, che vede poca gente come ora. Grazie Rinaldo, devo correre perché sennò non ce la faccio. Comunque sei stato molto chiaro, grazie al nostro Rinaldo. Allora, sì, grazie Rinaldo. Allora Presidente, anche a casa ecco, si deve cercare soprattutto di far capire anche questa educazione, perché è inutile che a scuola diano i buoni esempi e anche degli esempi molto importanti se poi questo ragazzo torna a casa o ragazza torna a casa e l'alcol lo beve sia il papà che la mamma, perché questo succede in molte famiglie, anzi vengono invitati fin da piccolini a sorseggiare. Mi diceva qualche ragazzo, ma mio nonno mi diceva bevi un goccetto che ti fa bene. Ecco, cosa vuole dire dopo aver sentito anche Rinaldo? Sentiamo allora che avevo Cecchetti che voleva intervenire e poi la Presidente Bergo. Sì, quello che volevo dire, ringrazio anche l'ascoltatore che ha toccato il tema dell'educazione, no? Perché si parla sempre di informazione e di consapevolezza. Allora, ho in mente questo esempio, ho letto di una grande manifestazione dedicata al vino in uno dei territori, e in Italia sono tanti che sono vocati al vino, quindi si capisce che vengano fatte, no? Però in questa manifestazione mi aveva colpito perché c'era un'attività che insegnava attraverso il gioco ai bambini il valore del vino. Ecco, allora questo a me sembra un po' un eccesso, perché è chiaro che il gioco è qualcosa che coinvolge i bambini e in modo inconsapevole li porta dentro le cose, mentre credo che sia importante che le persone arrivino ad una scelta informata e consapevole, e quindi almeno lasciamo che i bambini, se devono scegliere di bere, lo facciano diventati adulti, ok? Che sia una scelta basata sull'informazione. Ecco, quando si parla di educazione, vedere che passano anche di questi messaggi mi sembra davvero si ecceda nel senso opposto. Quando parlavi, Mirella, di aperitivo analcolico, ecco, se insegniamo ai bambini il valore del vino, forse è una situazione in cui li portiamo in una direzione di cui non hanno consapevolezza, e non lo so se sia la direzione giusta da insegnare in quel momento. Che ruolo educativo ha chi insegna qualcosa che per legge, attenzione, sappiamo essere vietata fino ad una certa età, e noi la insegniamo per gioco ai bambini? Questo mi sembra un eccesso. Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Buongiorno signor Mirella. Buongiorno. Signoria ospite, buongiorno. Io la prima cosa che volevo dire appunto che purtroppo ieri ci hanno lasciato 3 ragazzi della Guardia di Finanza, purtroppo in un incidente. Ora io volevo fare un appello a tutte le persone che vanno anche nelle montagne, devono stare attenti dove vanno nelle montagne, perché se no si rischia di mettere la propria vita in pericolo e quella degli altri, la vita degli altri. Purtroppo questi 3 ragazzi, le pensi il più grande aveva 32 anni, uno 26 e uno 22. Purtroppo 3 ragazzi che non torneranno più a casa, e ieri ci sono state in Italia altre 7 vittime anche sul lavoro. Io dico, com'è possibile che noi usciamo da casa per andare a lavorare e non torniamo più? Dico io, ma come mai non ci sono più controlli nel lavoro e c'è un lavoro troppo stressante che la gente poi si fa male o ancora peggio ci lascia le penne? Qual è il motivo? Non si sa. Poi per quanto riguarda il discorso di bere, io ho la fortuna che non ho mai bevuto nella mia vita. Quando arriva il compleanno o Natale che devo brindare, prendo proprio una goccia di champagne proprio per augurio, ma poi mi fa soltanto l'odore del vino e dell'alcol mi dà fastidio.
quindi ho la fortuna di non bere e dico ai ragazzi: non iniziate a bere da giovane o fumare da giovane, perché poi diventerà un vizio che sarà molto difficile togliere. La ringrazio signora Minella e gli auguro un buon lavoro. Grazie Sebastiano caro. Allora Presidente Bergo, come commenta anche le parole che ha detto sia il nostro Rinaldo che il nostro Sebastiano, ma soprattutto ecco, questo percorso di insegnare l'alcol nelle scuole ai bambini in alternativa invece di insegnare, come abbiamo parlato, di un aperitivo analcolico fatto da loro magari con la frutta e la verdura, visto che ne mangiano anche poca, purtroppo dico io. Ecco, queste mense sono disperate perché quando mettono queste cose pochissimi bambini la mangiano, certo, perché a casa non si mangia, questa è la verità. Prego Presidente. Ma stavo riflettendo mentre parlavano gli ospiti sulla contrarietà dei messaggi che ricevono soprattutto i ragazzi, perché da una parte, no, diceva giustamente, c'è un divieto, okay, di somministrare alcol fino a 18 anni. Dall'altra, come dire, il mondo, no, come diceva prima Gianpietro, il mondo incita a bere, perché dalle pubblicità, ma per TV, ma per strada, ma il Vinitaly, tutta una serie di, c'è un'economia fondata sulla produzione e la vendita di alcol, quindi i messaggi sono veramente molto, guardi, non faccio nomi perché non lo posso fare, del brand che sta pubblicizzando una birra e credo che l'abbiamo vista tutti e ci colpisca molto, no? Come quella birra lì, quella cosa lì è estremamente trasgressiva, no? Tant'è che la canzone è "Sono un ragazzo di strada", dove è consentito un po' tutto, no? E ci fa riflettere, perché poi è difficile andare nelle scuole a dire guardate che l'alcol o la via dell'alcol può produrre questo, quando il mondo ti dice in continuazione bevi perché poi sarai felice. Io ci tengo anche a dirlo, che noi non siamo quelli che demonizzano l'alcol e il vino, non è questo, però, come dire, la nostra esperienza quotidiana ci insegna quello che poi accade. Perché, come diceva giustamente Gianpietro prima, le persone pensano di avere il controllo della situazione, soprattutto i giovani, perché i giovani, come dire, hanno la vita in mano, no? E quindi sentono di non poter fare tutto. E poi cosa succede? Il patatrac accade quando tutto attorno comincia a rompersi. Le relazioni si rompono, il lavoro viene perso, gli amici sono solo gli amici con cui si fanno determinate cose. Quando tutto crolla, molto spesso c'è un fermo da parte della polizia, certo, appunto guida in stato di ebbrezza, e allora lì si prende consapevolezza del problema. Allora andiamo proprio adesso a Udine, andiamo a vedere queste patenti ritirate proprio a causa dell'alcol. Andiamo a sentire. Notte di controlli serrati e di patenti ritirate sulle strade della provincia di Udine. Carabinieri impegnati sul fronte sia della prevenzione di reati che della sicurezza stradale. Hanno agito la compagnia di Palmanova soprattutto sul fronte del contrasto alla guida in stato di ebbrezza e quella di Cividale, che invece ha allargato i controlli anche ad esercizi commerciali e ad un'attività in genere di contrasto all'illegalità. Le feste del venerdì sera sono costate 4 patenti ritirate nella zona tra Manzano e San Giovanni al Natisone. Tassi alcolemici rispettivamente di 1,28, 1,31, 1,19 e 1,17. Per questi automobilisti è scattata anche la confisca del mezzo. A Cividale invece un tamponamento tra 2 vetture, non ci sono stati feriti, ha fatto scattare i controlli alcolemici del Norm. Uno dei 2 automobilisti coinvolti è risultato avere un tasso di 1,65. Scattati anche in questo caso ritiro della patente e confisca del mezzo. Presente. Allora prego Presidente, abbiamo visto queste patenti ritirate, ecco questo, quello che possono fare le forze dell'ordine. Io però vorrei capire come mai all'esterno delle discoteche, ecco, non ci fossero mai dei controlli proprio all'esterno quando il ragazzo esce o la persona esce o la ragazza esce, parliamo di persone, oppure prima di entrare nelle autostrade questi
questi tir, questi camion, fare dei controlli, eppure abbiamo tantissime persone di volontariato, associazioni di volontariato che potrebbero magari affiancando le forze dell'ordine iniziare a fare dei controlli, ma siccome in Italia viviamo di lobby e di business, allora forse c'è un perché non viene fatto questo. Non è sempre che mancano i fondi o mancano le persone, non c'è la volontà di colpire perché c'è lobby e business. Prego, chi vuole rispondere? Vado io? Sì, Mirella, io credo che gli interessi siano talmente forti che mettersi davanti ad una discoteca a fermare, come dire, chiuderebbe tutto poi? Questa è la domanda, è la risposta chiedo scusa, che noi ci diamo. Per cui abbiamo sentito le soluzioni più strampalate, no? Compresa quella di pagare il taxi, che lo Stato paghi il taxi. No, anche no, direi. Lavoriamo sulla responsabilità. Invece di non lavorare o di lavorare sulla responsabilità dei ragazzi, la soluzione è di dargli il taxi per portarli a casa, vuol dire bevi pure e poi te la risolvo io. Pagano il drink a 10 euro, sì, noi dobbiamo pagare il taxi. Assolutamente. E quindi capiamo che c'è una contraddizione. E se posso, proprio perché noi ti ringraziamo tanto, Mirella, di questi appuntamenti, perché uno dei nostri problemi è farci conoscere, far sapere alla gente che ci siamo, no? Perché sai che siamo una realtà di famiglie che si autosostengono e spesso la gente non sa dove sbattere la testa, ha un problema in casa, e ci sono delle realtà semplici che possono aiutare. E allora volevo mettere in evidenza anche una cosa, parlando di giovani di questo aspetto. Gli amici di ACAT Portogruaro hanno fatto per esempio la settimana scorsa al Teatro Russolo, che è quello di Portogruaro, una mattinata dedicata al mondo delle scuole, con quindi le classi che sono state coinvolte per realizzare dei momenti teatrali sul tema della ricerca della felicità, ma di un progetto di felicità che sia un progetto consapevole e fuori, controcorrente rispetto a certi schemi. Ecco, sarebbe importante che queste iniziative fossero ancora più conosciute, più pubblicizzate, no? Per questo grazie anche di questi spazi, perché quelli sono momenti in cui i giovani si fanno riflettere rispetto a delle direzioni che sono molto diverse da quelle che gli sono proposte normalmente. Abbiamo Livio da Padova, poi andiamo dalla Presidente. Vai Livio! Ciao Mirella, ciao. Saluto i tuoi ospiti. Ho letto da qualche parte, ho sentito, non mi ricordo, che in Europa c'è un tasso alcolico che è permesso che è 0, cioè non so se è una notizia giusta. E perché da noi invece non è così? Ecco, vi ringrazio, grazie, arrivederci. Grazie Livio, prego Presidente. No, allora il tasso alcolico in Italia è 0 rispetto a chi fa determinate professioni, no? Autisti o chi lavora con macchina. Insomma, c'è un tasso che è più alto. Per chi si mette alla guida. No, riflettevo ancora su quello che diceva Gianpietro e sul lavoro da fare nelle scuole, no? Sicuramente non si può andare nelle scuole a dire ai ragazzi, a dare dei divieti, perché abbiamo capito che non funzionano, no? E infatti gli amici di Portogruaro hanno portato un modello, l'ACAT di Portogruaro ha portato un modello che è di lavorare sulla felicità, cioè su quello che nella vita ci fa stare bene e ci rende felici, quindi come dire, trovare un modo per arrivare a parlare di certe cose, però non impattando direttamente, no, sulla questione alcol, perché, ripeto, tutto quello che è no, lo abbiamo capito nella storia, che è proibito, diventa ancora più desiderabile. Quindi bisogna lavorare proprio su queste cose qua, sulla cultura, sull'educazione di quello che ci fa stare bene, senza alcol, senza sostanze. Non demonizzare, ma essere favorevoli a rendere consapevole la scelta delle persone e che c'è una strada diversa. Il problema è che chi dovrebbe essere consapevole anche di queste regole, come ha detto la Presidente Bergo, ci sono determinati lavori che tu non puoi bere. Tu vallo a dire a quella mamma, a Barbara, che ha perso il figlio ucciso da un poliziotto perché si era fermato a fare festa, e quando si è messo alla guida poi sembra che questo sia avvenuto e questa mamma non si dà pace. Questa mamma non si dà pace perché non c'è la certezza della pena. Questo bambino, questo ragazzo meraviglioso non tornerà più a casa. Vallo a spiegare che allora lei dice, ma se anche nelle forze dell'ordine ci sono
questi comportamenti, ne basta uno per distruggere una famiglia, non è che ne devi trovare 100.000. E questa mamma non si dà pace e ha ragione, ma come fai a trovare pace quando non vedi più tuo figlio? Perché qualcuno, quando era alla guida, non era, come diceva giustamente Cecchetti, in uno stato mentale che gli permetteva di guidare in una certa maniera in sicurezza. E allora qua la dice lunga sui messaggi che stiamo dando. È la birra, ma la birra scorre a fiumi in certe situazioni ed è tutto permesso, cioè non c'è un divieto dove dovrebbe servire e dopo dove non serve magari c'è. Cosa ne pensa, Presidente? Poi andiamo in pubblicità. Sì, guardi, noi lavoriamo anche molto sulle fake, no? Proprio con quel lavoro che le dicevo con Web e con CERD, abbiamo lavorato sulle fake, no? Perché ma io non bevo superalcolici, bevo solo birra, che fa, no, in un certo immaginario fa meno male, no? Oppure dopo che hai bevuto, prima di metterti alla guida quando esci dalla discoteca, bevi tanta acqua che ti fa bene e che ti disintossica. Cioè sono tutte credenze popolari, direi, proprio popolari, nel senso che le persone che non hanno nessun fondamento scientifico. Ok? Che tu ti beva un superalcolico e che tu ti beva 3 birre, alla fine quello che conta è quanto alcol hai introiettato. Mi spiego? Quindi non è che se ti bevi 10 birre fa meno male della vodka. No, anche perché una sbornia di birra mi hanno almeno riferito che è terribile, è peggio di quella del vino, cioè prima di riprenderti ce ne vuole di tempo. Perciò l'importante è anche i messaggi che stiamo cercando di dare questa mattina. Vuoi bere? Perfetto, ma non devi guidare. Assolutamente. Anche se ti fa male e lo sai, perché ci sono tutte le alternative per farti accompagnare a casa da qualcuno che qualcuno guida. Oppure non bere quando sei da solo e vai a lavorare. E magari io ieri ho trovato, l'altro giorno, un criminale, sorpasso sulla doppia linea continua, in curva, addirittura suonava i 50 all'ora, sarà andato via 90 all'ora. Ho detto quello è proprio fuso completamente e spero che non sia successo niente, almeno, perché veramente da come guidava era una cosa pazzesca, una cosa incredibile. Perciò basta che trovi un criminale, e di questi criminali guardate che ce ne sono in giro anche durante, non è solo di notte, è di giorno, perché erano le 16 del pomeriggio. Questo suonava e continuava a sorpassare, ma su dei posti incredibili, perciò secondo me era veramente alterato. Pubblicità. Allora siamo con Paola Bergo, Presidente ACAT, e siamo con Gianpietro Cecchetti proprio per parlare di questo uso smoderato di questo alcol, purtroppo, soprattutto adesso che iniziano le sagre, iniziano le feste, perché veramente dobbiamo anche iniziare a parlare, perché va sempre tutto bene, non può andare tutto bene finché i messaggi sono devastanti in questa maniera. Abbiamo dei morti sulle strade, sono impressionanti. Ieri mi ha chiamato Andrea Dan, familiari vittime della strada, con Emanuela. Cioè lui è impressionato anche dai morti in motocicletta, ad esempio. Cioè, ma cosa sta succedendo? Perché funziona così? Prego, Presidente. È una domanda che noi ci facciamo sempre più spesso, perché poi, come dire, da noi arrivano le conseguenze di tutto questo bere. Non ci stancheremo mai di dirlo, ma ho fatto un paio di colloqui anche l'altro giorno, no? Di persone che trovano l'associazione o ci trovano attraverso i servizi, oppure cercano in internet ACAT Mestre, mi raccontano le loro storie. Molto spesso ci sono anche storie dove è stata tolta la patente, dove ci sono stati anche degli incidenti importanti, e come dire, quando tutto arriva davanti a un muro, quando la vita delle persone si ferma e arriva il muro davanti, ci chiamano. Quindi noi vediamo proprio le conseguenze di questa situazione, le tocchiamo con mano.
e poi iniziare un percorso serio, perché noi lavoriamo in rete con i servizi, iniziare un percorso serio di frequenza al club, di disintossicazione, perché a volte serve anche quello, di frequenza del SERD, è una cosa molto impegnativa. E le famiglie però, devo dire, no Gianpietro, è un'esperienza che stiamo toccando con mano, quando le famiglie si impegnano, e noi parliamo sempre di famiglia perché quando il percorso lo fa tutta la famiglia, quando in club entra la famiglia c'è una maggiore possibilità di successo. Di recupero. Perché tutti i membri sono coinvolti e capiscono il valore a parte insomma di interrompere l'uso, però capiscono anche il valore di fare il percorso insieme e di riannodare, non ci stancheremo mai di dirlo, riannodare i fili della relazione, ed è un percorso educativo per tutta la famiglia. Abbiamo Luciano da Desenzano del Garda. Ciao Luciano. Ciao Mirella, buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Ho appena letto stamattina, appena visto, cominciano a fumare a 14 anni. Cominciano a fumare, pensate voi, no? Io tra parentesi lo dico perché tu mi conosci, io sono un vecchio professionista, non vorrei proibire niente, ma il fumo, anche i virologi, i medici, tanti lo dicono che fa male il fumo, no? Ma quando parlavano del Covid non ho mai sentito uno dire che il fumo faceva male. Dopo io amici, sono 59 anni di patenti, tra poco, e io proibirei di avere le sigarette in macchina, proibirei di avere i telefonini in macchina, lo metti anche quelli che hanno le cuffie, Mirella, il telefonino lo metti nel baule, se senti che suona ti fermerai e telefoni, tra parentesi. Mirella, vedo signore, specialmente signore, che partono dai parcheggi davanti ai supermercati col telefonino in mano. Non possono stare lì un minuto, tra parentesi. Insomma, dopo, Mirella, tu lo sai, con questi alcolici, le Iene qualche anno fa si sono messi sul cavalcavia, passavano i tir sotto, e c'erano gli autisti che mangiavano col piatto, ma i tir sull'autostrada vanno a 100 all'ora. Basta un secondo, due di distrazione. L'altra mattina qua, diciamo superstrada Brescia-Peschiera, ma 2 corsie, alle 7 della mattina si sono scontrati 2 tir, tutti e 2 morti. Non penso che erano alcolizzati alle 7 della mattina. E poi i giovani, dico l'ultima, i giovani che vanno in discoteca alle 3 di notte. L'anno scorso maschio e femmina non tornano a casa, a discoteca, sabato, e io parai qua sulla tangenziale Peschiera Affi, li hanno trovati lunedì mattina, erano andati fuori strada perché si addormentano, vanno contro le piante, non è tutto l'alcolismo. E dopo faccio una battuta l'ultima, Mirella, lasciamela fare. Proibirei di andare in macchina mariti e moglie o fidanzati quando sono in lite, perché anche lì possono succedere incidenti. Chi ne ha più ne metta questa mattina con la tua telefonata. Grazie Luciano, hai detto anche la battuta, ti ringrazio. Quello che spaventa però sono questi messaggi, tu hai detto a 14 anni, ti posso assicurare che gli spritz li bevono a 10 anni e anche qualche sigarettina, ecco, qualche fumatina se la fanno nel silenzio totale
di questi genitori che sono troppo impegnati a guardare altre cose, non a guardare i propri figli, perché basta vedere cosa sta succedendo anche con questi ragazzi chiamati e richiamati, che si riconoscono, che fanno gli stessi sbagli, perciò vuol dire che qualcosa non ha funzionato in famiglia con i genitori, che non riescono a essere neppure autorevoli, non autoritari ma neppure autorevoli, e questo è un problema grande, perché poi ne paghiamo le conseguenze tutti noi, perché abbiamo l'anziano che ha paura di uscire, abbiamo la persona, la ragazza che ha paura di frequentare certi posti anche di giorno. Sono tutti messaggi che secondo me non vanno bene. Cosa, Cecchetti? È così, ed è così in modo molto semplice, nel senso che manca un percorso educativo che sia anche strutturato, se vogliamo, perché di certe cose bisognerebbe davvero, lo diciamo tante volte per tanti argomenti, ma parlare nelle scuole, coinvolgere i bambini. Per questo mettevo in evidenza anche questo lavoro fatto dagli amici di ACAT Portogruaro con le scuole, perché è fondamentale, no? È in quel momento e soprattutto è fondamentale, come ha messo bene in evidenza Paola, quando non assumi una posizione che è quella proibizionista, ma quella di una ricerca di un modo di vivere diverso. Puoi cercare di essere contento, felice attraverso strade diverse. Noi bisogna che proviamo a percorrere questa strada. Faccio questo esempio, a me ha colpito molto, no? Ho un caro amico del club che diceva nel periodo in cui bevevo, se le cose andavano male, questo era il motivo per bere. Se le cose mi andavano molto bene, questo era il motivo per bere. Quindi attenzione, no? Perché il motivo, se non troviamo quella chiave di informazione e di scelta diversa, c'è sempre e non c'è nessuno che ci orienta in modo diverso. Abbiamo Ivana da Verona. Ivana? Pronto? Mi sta benedetta telefonata. Oggi Ivana, perché ieri ero al Banco Solidale, sono stata impegnatissima, perché non ho solo i casi in televisione, ho anche quelli che vengono a trovarmi direttamente al banco, anche se non sarebbe giornata di ascolto, ma tu sai, ti chiamo Ivana, ti chiamo, fidati. Ma ricordati, siamo qui, che caccia fa? Se fuoco la casa, mi ricordo Ivana di quello che hai detto, mi ricordo Ivana. Vai tranquilla che oggi spero di essere un po' più tranquilla, io non riesco a gestirmi. Mio marito compie 84 anni oggi. Allora facciamo gli auguri, come si chiama? Bossolan Giuseppe. Ciao Giuseppe, tanti auguri per il tuo 84esimo compleanno, anche se hai una situazione drammatica perché ha preso fuoco la casa, perciò hanno dovuto andare via e sono disperati. Comunque oggi ti chiamo Ivana, te lo garantisco, lascia sempre bene il tuo numero di telefono. Ecco, come vedete, quello che spaventa è la solitudine di queste persone, ma con tutte le associazioni di volontariato, con i servizi sociali, con gente pagata che dovrebbe ascoltare, visto il caso che ha raccontato, io sento sempre poi le due campane, ma se ha preso fuoco la casa, ha preso fuoco la casa. Cioè non è che qualcuno dovrebbe muoversi in maniera diversa, dico io. Cioè, ma è la Mirella che deve poi chiamare il sindaco e l'assessore, perché parlo sempre il sindaco, visto che è lui responsabile della salute dei propri cittadini, e allora qualcosa si muove perché ci sono le telecamere. Però se deve funzionare così, al momento, finché qualcuno non prenderà provvedimenti, anche voi andrete a votare e voterete delle persone veramente competenti e bravi, perché avete un elenco, cercate di individuare quelli bravi, non ne andiamo fuori. Grazie Ivana. A questo punto però io chiederei a Paola Bergo quello che la preoccupa di più in questo momento. Qual è il messaggio che Paola Bergo, presidente ACAT, fa fatica a comprendere? Cos'è la preoccupazione per questa associazione? Allora, diciamo che il nostro lavoro in questo momento, e quello che mi preoccupa, è di riuscire veramente a metterci in rete con le altre associazioni, ma anche con i servizi. Le faccio un esempio: noi stiamo tentando da qualche anno di avere anche dei contatti con i medici di base, anche con i pediatri di libera scelta, perché ci stiamo pensando sempre di più. Quante famiglie arrivano, cioè vanno dal pediatra e hanno una situazione di genitori che consumano, che usano, diciamo, e magari il pediatra, come dire, comprende che c'è qualcosa, ma poi come si muovono?
anche il medico di medicina generale, insomma, arrivano i pazienti, certo. come si muovono. Poi noi vorremmo veramente lavorare anche con i servizi per le dipendenze per creare una rete solida e capillare, anche con gli ospedali, perché noi abbiamo provato più di qualche volta a metterci in contatto con la medicina. Abbiamo avuto qualche anno fa un incontro con il pronto soccorso, che anche lì. Quindi la mia preoccupazione è di avere una rete solida e capillare che quando c'è una situazione di sofferenza, così noi la chiamiamo, scatti subito, no? Le persone sappiano dove andare. Che poi ci vogliano andare è un altro discorso, perché non è che avendo tutte le informazioni, però insomma che, come dire, ci sia una mappa chiara, visibile, e all'interno di questa mappa ci si muova senza problemi. Tutti questo in rete, e questo è un lavoro che noi stiamo veramente, abbiamo fatto un grande lavoro quest'anno, tra l'anno scorso e quest'anno, di contattare le amministrazioni per andare a dire chi siamo, che cosa si può fare nelle nostre comunità. Questo è fondamentale, infatti noi ci spendiamo molto su questa cosa qua e ci crediamo. E poi la rete va sempre manutentata. Sempre, e deve essere capillare, giustamente la parola capillare, se no non vai da nessuna parte. Allora i nostri ospiti rimangono qui con me, poi si alterneranno perché adesso facciamo la pubblicità con altri ospiti. Pubblicità. Queste due ragazze sono le vincitrici del concorso che tra un po' noi riproporremo. L'anno scorso abbiamo eletto le più belle di Treviso e come loro due, lei è... Come ti permetti? Non c'è il filtro 25 anni, no? L'hanno tolto per la contessa, comunque, vabbè, 26 quindi quest'anno. E quindi le ragazze che hanno vinto l'anno scorso ci hanno seguito in vari momenti, siamo stati a Silea, siamo stati anche durante la mostra del Radicchio qua in centro a Treviso e abbiamo portato questa storia interessante, a mio parere, in versione carina, in versione teatrata, non troppo chiacchierata, non troppo, spero, pesante anche per chi ha ascoltato, ma sicuramente una bellezza per gli occhi. Sicuramente sì, sicuramente sì. Allora, grazie. Adesso noi abbiamo la sfilata. Grazie davvero di essere stati qui con noi. La battuta è stata sul fatto che appunto una ragazza purtroppo stamattina si è svegliata con 38 di febbre e fortunatamente non c'era una parte da interpretare, ma insomma in un certo qual modo dai, ce l'abbiamo fatta. La voce narrante appunto doveva essere la mia, ma Marco è stato bravissimo in questo senso, assolutamente. No, è andata benissimo. Allora, le ragazze che abbiamo visto che appunto sono state le nostre interpreti di due personaggi storici, come hai detto giustamente tu, hanno partecipato al concorso di bellezza, il primo concorso di bellezza dello scorso anno. Esatto. Quest'anno ci sarà una riedizione con, tra le altre cose, un numero più vivace di partecipanti, che si stanno preparando. Quindi noi adesso sbarazzeremo qui, sbarazziamo tutto in modo da avere un applauso anche a Serena. Allora, avete visto, ecco, queste persone che noi conosciamo, specialmente Marco Pesce che è qui in presenza, docente di scienze dell'alimentazione e cucina, il re del Tiramisù Day, questo tiramisù che Panatta ha detto guai rivisitarlo, bisogna mangiarlo com'è, non va rivisitato il tiramisù, questo è quello che ha detto Adriano Panatta. Saluto anche Marina Montedoro, ecco, delle colline del Prosecco, parleremo di Conegliano e Valdobbiadene, questo vino meraviglioso, ecco, poi ci racconterà come funziona, perché dobbiamo anche capire con tutti questi comitati, presidente che vanno, che vengono, che arrivano, ecco, c'è una confusione, guardi che lei non ha idea, comunque lei si presenterà così capiremo cosa fa Marina Montedoro, perché questa mattina ho invitato Paola Bergo, che è presidente ACAT, Club Alcologici Territoriali, assieme a Gianpietro Cecchetti, che è familiare e appartiene al Club Alcologici Familiari, e anche a Marco Pesce. Lei è
per parlare di alcol, di questi messaggi che arrivano molto prepotentemente anche a chi dovrebbe arrivare in maniera più limitata, che sono i nostri giovani, i nostri ragazzi. E mi permetto di chiedere proprio a Marco Pesce, visto che queste feste meravigliose del tiramisù, vediamo la città presa d'assalto, non solo la città ma in qualunque posto vai, vorrei capire anche poi se si beve o non si beve, cosa vedi, perché sono anni che tu porti questa manifestazione importantissima in giro per l'Italia, non solo nel nostro territorio. Ecco, come si evolve il mangiare, il assaporare questo meraviglioso dolce abbinato a un buon bicchiere di prosecco, perché quello è quello che si vede. Prego Marco. Allora sì, c'è la cultura del bere è italiana, quindi non possiamo dire di no. Cosa succede durante gli eventi, quindi il Tiramisù Day, perché giustamente questo è uno dei principali che organizzo, ma anche altri eventi che ho organizzato, naturalmente alla ricerca dell'euforia, dei festeggiamenti e quant'altro, sì, c'è il consumo di alcolici, il prosecco per citarne uno, ma non è l'unico, e il festeggiamento in sé porta il consumo di vino. Cosa dire dei giovani? C'è sicuramente un po' più di attenzione fino a una certa età da parte dei giovani. È vero che lo dimostra anche l'ha dimostrato anche il Vinitaly. Esiste una nicchia di mercato che si sta aprendo molto timidamente, che è quello dell'alcol free, quindi esiste anche il prosecco senza alcol. Certo, bravo, hai fatto bene a dirlo. Come anche altri alcolici, c'è anche il gin senza alcol. Adesso poi qua si potrebbe aprire un sacco di parentesi. Quindi c'è questo timido germoglio che sta affiorando. Comunque sì, sappiamo che il consumo di alcolici esiste, c'è ed è presente nei nostri territori. Tra i giovani si tende sempre di più verso la birra, ok? Ora io metto una virgola, direi che oltre al consumo di alcolici io intendo preoccupante anche il consumo di bevande energetiche. Okay, adesso apro e chiudo parentesi perché il tema è un altro, però ecco, questi sono chiamiamoli non vizi, però le cattive abitudini che iniziano a vedere. Dove tenere le antenne molto... Dove tenere le antenne un po' alte. Allora sentiamo come commenta Marina Montedoro, vediamo anche che qualifica si dà. Cos'è adesso Marina Montedoro? Cosa fa di bello? Io mi occupo, come si vede alle mie spalle, delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che nel 2019 sono diventate patrimonio dell'umanità. Quindi mi occupo fondamentalmente di un territorio che oggi è riconosciuto un patrimonio per tutti. Ecco, e questo consumo di alcol, questo consumo di questo vino, il vino nel mondo, il prosecco nel mondo, ecco com'è la situazione, ecco, della sua angolazione, un'angolazione che vede a 360 gradi chi frequenta questo meraviglioso territorio, le colline del Prosecco, queste cantine aperte, ecco chi arriva, chi non arriva, il turista, come bevono. Prego Montedoro. Sicuramente il Prosecco oggi è intanto la denominazione più importante che abbiamo in Italia a livello internazionale. Stiamo parlando con le 3 denominazioni di 700 milioni di bottiglie, buona parte delle quali viene esportata. Quindi stiamo parlando di un nome, una denominazione che oggi rappresenta un territorio che ci porta nel mondo con quello che viene definito il Made in Italy. In particolare sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene si produce il nettare che è dato, diciamo, da quei viticoltori eroici che credono molto nel lavoro che fanno e ci mettono passione, e lo fanno appunto 9 volte su 10 senza utilizzare la meccanizzazione, quindi anche mantenendo quello che è un territorio di straordinaria bellezza. È indiscutibile che i numeri che noi stiamo facendo oggi con il turismo sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che ricordo essere stata nel 2023 la meta, la destinazione turistica cresciuta di più in percentuale in Veneto rispetto a tutte le altre mete turistiche che abbiamo nella nostra regione,
è indiscutibile che il vino, in questo caso il Prosecco, rappresenta il principale volano insieme poi a quella che è la valorizzazione del territorio, per cui non possiamo che viverla in maniera positiva. I turisti che noi abbiamo sulle colline, che sono per oltre il 50% turisti stranieri, ci arrivano non soltanto per il territorio ma anche per assaggiare quelle che sono le sue prelibatezze, in primis il nettare degli dei. Montedoro, Marco Pesce ha nominato il prosecco analcolico, noi ne abbiamo sentito parlare ma molto poco. Com'è la situazione? Cioè, è gradito questo prosecco analcolico? Si beve poco? Chi è che lo beve di più? Quello del territorio, l'italiano, il turista, lo straniero? Com'è la quotazione del prosecco analcolico? Guardi, allora, intanto diciamo una cosa, un vino dealcolato senza alcol non è un vino, chiamiamolo bevanda. Cioè, questo ci tengo a dirlo perché credo che sia un modo anche per rispettare il lavoro che da centinaia di anni i nostri viticoltori fanno, realizzando appunto quello che è un prodotto in cui la base deve essere quella alcolica. Da alcuni anni abbiamo visto affacciarsi sul mercato queste bevande appunto dealcolate per venire incontro da un lato sicuramente alle esigenze di mercato e dall'altro anche alla questione tra virgolette della sicurezza, però non possiamo dire a mio avviso che si tratti di prosecco inteso come quello che noi leggiamo anche nei disciplinari che tutelano queste denominazioni. È indiscutibile che ci sia un interesse da parte del consumatore. Io non ho i dati, leggevo qualche tempo fa sul gambero rosso, credo che un italiano su 3 abbia voglia di provare questa bevanda. È altrettanto sicuro, a mio avviso, che non potrà diventare un sostituto di quello che è il vino, anche perché oggi parliamo di un settore che ha un appeal straordinario, anche perché proprio il piacere è quello di assaggiare un vino che ha un grado alcolico. Credo che il futuro possa essere quello di abbassare il grado alcolico di alcuni vini particolarmente importanti, ma non penso che col tempo ci sarà una sostituzione delle bevande dealcolate rispetto a quello che invece è il vino, che è tradizione, soprattutto in un paese come il nostro o in paesi come la Francia, che fanno della cultura del vino una tradizione secolare che racconta anche quella che è la tradizione rurale e la storia. Allora, vediamo se riusciamo a mettere a posto un po' l'audio di Marina Montedoro, perché si sente male. Vi sentiamo intanto se Paola Bergo vuole fare qualche domanda a Marina Montedoro. Dopo non so se ha sentito bene, Presidente, quello che ha detto, che è riuscita a captare il senso del ragionamento di Marina Montedoro. Prego. No, riflettevo un po' su quello che diceva sulla cultura, sull'economia, cose che ci siamo dette anche prima, e sul discorso appunto del prosecco analcolico, che lo definiva una bevanda perché, come dire, senza alcol viene snaturato il prodotto. E mi chiedevo appunto che fascia potrebbe, chi potrebbe intercettare, quale potrebbe essere il consumatore di una bevanda analcolica, ecco, la chiamiamo così come le diceva. E io riflettevo un po', noi abbiamo a che fare con persone che appunto hanno interrotto, no, l'uso di sostanze alcoliche e non si approcciano neppure alla birra analcolica, perché richiama uno stile di vita, un comportamento precedente ed è molto pericoloso, no? Perché quello che si interrompe non è solo l'uso, ma è anche il comportamento, il rito, sono davvero molto rischiosi. Infatti Montedoro parlava di tradizione, parlava proprio di tradizione. Marco, intanto che sentiamo, vediamo se riusciamo a mettere a posto l'audio di Montedoro, come commenta le parole e il commento di Paola Bergo. Allora, io intanto sono assolutamente d'accordo con Marina che va chiamato in un altro nome, quindi è una bevanda che sa di... come sono d'accordo sul fatto che se facciamo il tiramisù e non ci mettiamo un mascarpone non va chiamato tiramisù. Okay. Quindi sono assolutamente d'accordo. Qual è l'obiettivo di queste bevande e chi sta intercettando? Sicuramente sempre di più i giovani, e come diceva Marina il motivo è legato principalmente alla sicurezza, vedi patente, sicurezza stradale, cioè i giovani sono ben coscienti che se vengono dopo
1 o 2 anni che hanno preso la patente hanno 0 1 gli ritirano la patente, quindi sono molto attenti su questo. Come stanno anche nascendo Calma, sempre di facciamo più. una parente, ce ne sono di attenti e ce ne Certo, no, perché sennò, certo. come l'hai detto, sembra che tutti i giovani No, ce ne sono di giovani no. attenti e bravi, ci sono di quelli che se ne fregano Certo, altamente. come su tutte quante Esatto. le materie, assolutamente, però c'è questa percezione, Sì. cioè sanno che devono stare più attenti. Come sono aumentate quantomeno nelle proposte, nelle liste dei bar, dei cocktail bar, i cocktail analcolici. Adesso io, insomma, non sembra, ma ho comunque 40 anni, mi ricordo che non c'era il cocktail analcolico 20 anni fa nell'American Bar, c'era il cocktail era alcolico. Ora ci sono un sacco di proposte anche analcoliche, quindi la sicurezza è un punto. Aggiungo anche un altro punto che è quella della salute, okay? La salute alimentare e la salute anche sociale. Insomma, si sa che è la quantità che conta, che non dobbiamo mai esagerare, si sa che il punto di partenza è questo, quindi è giusto quello che diceva, cioè dobbiamo cercare di creare buone abitudini e quindi neanche ricadere nelle abitudini di birra analcolica e quant'altro, perché richiamano una cattiva abitudine che io ho preso e che mi ha portato a un eccesso dell'alcolico sostanzialmente, okay? Perché è di questo che stiamo parlando, quindi è sulle buone abitudini che noi dobbiamo lavorare. Noi sicuramente il prodotto può essere buono, può richiamare la tradizione, può richiamare il territorio, siamo stati nominati Patrimonio dell'Umanità, è tutto quanto giusto, corretto, arrivano un sacco di turisti e dobbiamo fargli trovare quello per cui loro sono venuti qui. Creare le buone abitudini è un lavoro a cui tutti quanti dobbiamo entrare in gioco. Una squadra. Esatto, bisogna fare squadra, bisogna fare rete. rete. Oggi fare rete, insomma da qualche anno, dopo il Covid, penso che le varie associazioni si siano rese conto come veramente fare rete sia l'unico modo per arrivare a un obiettivo che, dico, accontenta tutti, però c'è un B2B, no? C'è tutti quanti ne possono ottenere dei vantaggi. La salute pubblica, secondo me, è il grande vantaggio a cui tutti quanti dovremmo mirare. Allora questo turista, ma anche noi, quando vediamo queste meraviglie delle colline del Prosecco, andiamo a vedere il video che ha mandato appunto Marina Montedoro proprio sulle colline del Prosecco, e poi commentiamo e rispondiamo anche a Paola Bergo.
Allora, Montedori, c'è Paola Bergo che vorrebbe farle una domanda, vediamo se è collegata. Eccola qua, vorrebbe fare una domanda. Complimenti per questo video, siamo proprio belli, non c'è niente da fare, ma siamo proprio così buoni, anche salutari oltre che belli. Paola, cosa voleva chiedere? Sì, le volevo chiedere, si sente dire spesso, no, che per mantenere le uve integre da parassiti eccetera vengono spruzzate delle sostanze estremamente nocive poi per il terreno e per la popolazione. Così volevo da lei un feedback su questa cosa. Sì, allora intanto diciamo una cosa, uno degli elementi fondamentali per UNESCO, quindi per la commissione che quest'anno peraltro verrà a farci visita nuovamente per rimanere o uscire dalla lista, perché come sapete un patrimonio dell'umanità può rimanere oppure no all'interno di questa lista in base al lavoro che fa proprio di gestione del sito, e uno degli elementi fondamentali è la sostenibilità. Quindi noi, quello che io dico sempre è ci sono diversi miti che dovremmo sfatare rispetto alle colline del Prosecco. Intanto la monocoltura. Le colline del Prosecco rappresentano per circa il 30%, vengono rappresentate per circa il 30% da viti, per il 65% da bosco, e questa è la ragione per la quale si può parlare di sostenibilità proprio per la forte biodiversità che noi abbiamo in questa zona. Poi rispetto invece a quella che è la gestione del vigneto, io ci tengo a precisare che oggi siamo l'area in assoluto più sostenibile a livello nazionale, perché ormai da diversi anni, dal 2019 in modo particolare, il consorzio che tutela la denominazione, che è quello del Conegliano e Valdobbiadene, insieme alle amministrazioni comunali si è dato un protocollo vitivinicolo che è estremamente restrittivo rispetto a quello che viene fatto in qualsiasi altra parte d'Italia e nel mondo, in particolare vietando in qualsiasi fase di crescita della pianta alcuni prodotti che vengono da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ritenuti potenzialmente cancerogeni. Questo significa che sulle nostre colline non si usano quelli che vengono definiti pesticidi con dei rischi collegabili alla salute, mentre si usano una serie di presidi che sono necessari. Questo è indiscutibile, perché non possiamo pensare di avere soltanto una viticoltura, lasciatemi passare il termine, naturale, e non voglio dire neanche biologica, perché anche nella coltivazione, quella che viene definita biologica, si utilizzano prodotti come il verderame ed altri prodotti organici che comunque possono avere degli effetti sull'ambiente per un breve periodo. Quindi io ci tengo a sottolineare questo, perché purtroppo c'è una tendenza a credere a dei luoghi comuni che in realtà è sbagliata, e il lavoro che fanno i viticoltori proprio per questo, cioè per cercare di essere sostenibili, gli va riconosciuto, soprattutto in una zona così importante. L'avete visto nelle immagini, avete visto quando c'erano i ragazzi che stavano facendo la raccolta manuale. Allora, se noi non avessimo la viticoltura, avremmo problemi idrogeologici incalcolabili, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, di fortissimi cambiamenti climatici, come abbiamo visto recentemente, perché siamo stati oggetto di piogge non convenzionali, che chiaramente mettono a serio rischio poi anche la tenuta idrogeologica del territorio, con problemi per la popolazione. Allora, io ho avuto un professore di idraulica, e ce l'avrò anche prossimamente, il quale ha dichiarato, Montedoro, che le colline del Prosecco sono delle autostrade per l'acqua quando arriva. Lei come commenta? Non è assolutamente vero, per cui avrei piacere a conoscerlo e magari a confrontarmi con lui. Stiamo parlando di colline dove uno degli elementi di valore per il quale siamo diventati patrimonio dell'umanità sono i cosiddetti ciglioni. I ciglioni sono, a differenza di ciò che si trova in tutte le altre zone vitate d'Italia, sono dei tra virgolette terrazzamenti dove, come si vede in questa immagine, dove naturalmente c'è un inerbimento dell'interfila. Questo cosa significa? Che quell'inerbimento consente proprio di trattenere l'acqua e di evitare che ci siano delle frane, per cui sono totalmente contraria a quello che dice questo professore. Ecco, mi fa piacere, ha capito anche perché noi siamo in stato confusionale, perché se un esperto dice questo capisce bene che noi a casa diciamo ma questa è una persona competente, come mai dice che queste colline del Prosecco dove ci sono i vigneti sono delle autostrade per l'acqua? Allora, perché dovremmo sentire secondo me anche più esperti
esperti e non sentirne soltanto uno e avere dei dati alla mano. Non si preoccupi, se lei guarda la trasmissione ne ho tutte le mattine, ma di super esperti, anche tra di loro litigano perché uno va da una parte e uno va dall'altra e sono super esperti, perciò capisce lo stato confusionale che poi riceviamo da questi messaggi, anche perché io li lascio parlare e vengono fuori di realtà completamente diverse. Uno era addirittura studente di un altro professore molto esperto e non sono d'accordo per niente. Allora, quello che chiedo è, ecco, come professore, ecco, questo disaccordo che c'è anche tra insegnanti, prima diceva che poi sentiremo Cecchetti, Gianpietro Cecchetti che è qui, che c'è qualcuno che aveva pensato di fare un gioco per far conoscere l'alcol nelle scuole, ecco, facendolo diventare un gioco. Professore, lei è d'accordo che si può in età piccola insegnare cos'è l'alcol, o forse qualche altro gioco sarebbe meglio? Allora, rispondo prima alla domanda sugli esperti. Sì. La risposta che spesso ci dà la scienza, la conoscenza, è dipende. Noi non siamo abituati ai dipende, noi vogliamo risposte, noi vogliamo sapere se fa bene o se fa male, noi vogliamo sapere se il fatto che le colline sono per il 30% di vigneti, coltivate a vigneti sia un bene o sia un male, vogliamo delle risposte nette. Tantissime volte, per fortuna, la scienza ci dice dipende da tutti quanti quegli altri fattori che ci stanno attorno a questa, adesso prendo la coltura del vigneto, questo 30% cosa significa? Giustamente i ciglioni sono una delle caratteristiche che probabilmente, dico probabilmente perché io di geologia non ne capisco niente, rendono le colline più sicure di altre coltivazioni, quindi questi esperti, ecco, bisognerebbe lasciarli non un'ora, non 2 ore, bisognerebbe lasciarli veramente una giornata intera e là si vede perché i loro dati non coincidono, come anche ci sono veramente dati completamente differenti sul consumo o no di alcuni prodotti, ma questo è, come dire, la risposta ufficiale della scienza. Se noi vogliamo numeri dobbiamo anche saperli leggere, certo. E questa è una cosa che va detta, e dobbiamo accettare la risposta dei numeri, perché tante volte ci viene dato un dato, ci viene dato un numero, ci viene dato un risultato e noi facciamo di tutto per interpretarlo, quindi anche questa qua è una cosa importante. Bisogna anche saperli interpretare, quindi avere le conoscenze base per dire sì, è vero, no, non è vero. Infatti, ripeto, io non so se questi ciglioni siano veri, quindi dico non lo so. Ecco, alcune volte noi non siamo in grado di mettere uno stop alle nostre conoscenze, diamo una risposta. Ma dobbiamo anche essere in grado di capire, perché con l'acqua che sta arrivando dobbiamo anche capire, perché poi le conseguenze le pagano le famiglie che sono su certi territori, i futuri e perciò è giusto anche iniziare a parlarne, secondo me, sentendo le varie opinioni, ogni volta i numeri. E quindi però dissesto idrogeologico e quindi mantenimento. Però bisogna vedere i numeri da che angolazione li guardi, perché se ognuno ha un'angolazione sua capisce bene che poi noi diamo i numeri perché alla fine non abbiamo capito niente. Allora andiamo adesso a Belluno, andiamo a vedere invece alcolisti, andiamo a sentire cosa dice questo servizio. Veneto, associazione regionale dei club alcologici territoriali per affrontare i problemi delle dipendenze. Voglio spiegarmi il significato della giornata di oggi. Sì, oggi abbiamo il terzo congresso regionale che si svolge qui a Longarone. Per noi è una tappa importante perché abbiamo radunato tutte le famiglie della nostra associazione qui per parlare del nostro futuro e per soprattutto sensibilizzare la comunità locale sui temi che riguardano l'alcol, le dipendenze, i problemi del gioco, eccetera. Strategia di approccio diversa da quella, per esempio, degli alcolisti anonimi,
Per Arcat l'alcolismo non è una malattia, ma un disagio, un problema che va affrontato partendo dalla famiglia, perché è tutta la famiglia a patirne le conseguenze. In Veneto, il Veneto è la regione capofila, abbiamo questo tristissimo primato come consumo di alcol pro capite e in particolare tra le province del Veneto la provincia di Belluno è in testa alla classifica, quindi direi che questo territorio ha assolutamente necessità di avere e di trovare una soluzione a questo genere di problematiche. La pandemia ha peggiorato la situazione per quantità consumate, numero di consumatori ed età degli stessi che si è purtroppo abbassata. Per chi stesse cercando aiuto, basta scrivere Arcat su Google, individuare il club più vicino e contattarlo. Dall'altra parte ci sarà chi sta solo aspettando di potersi rendere utile. Allora, abbiamo visto questo servizio Paola Bergo del 2022 e non a caso l'ho mandato, perché vorrei capire se qualcosa è cambiato, perché se ne è discusso, se ne è parlato, i numeri sono i numeri, come diceva il professor Marco Pesce, bisogna vedere poi con quale angolazione, quando li danno i numeri, perché sotto elezioni abbiamo dei numeri diversi da quelli che abbiamo normalmente e riceviamo. Prego, Presidente. Sì, ero presente a Longarone. Proprio parlando di quel congresso, delle cose che sono state dette al di là dei numeri, mi viene da sottolineare che proprio ad Auronzo di Cadore c'era un'eccellenza che è l'ospedale e c'era un reparto di alcologia che era veramente un'eccellenza, veniva gente da tutta Italia, isole comprese, riprendendo un vecchio slogan, per intraprendere appunto un percorso e il reparto è stato chiuso, non c'erano medici, quindi non è stato più possibile proseguire, c'è solo il SERD. Purtroppo i numeri anche in questo caso sono un po' discordanti, no? Sembra che si beva meno, però quello che noi vediamo quotidianamente anche nella nostra città, e l'ho già detto proprio in questa sede, è che i bar, specialmente ad una certa ora, l'happy hour, si riempiono e si riempiono soprattutto di una fascia di popolazione che va veramente dai 18 e non sappiamo se anche forse fino 18. Ecco. E quindi li diamo proprio i numeri, nel senso che se guardiamo il fenomeno da un certo punto di vista, no, sembra che ci sia un calo del consumo. Se lo guardiamo invece pragmaticamente, diciamo tutt'altro. E sicuramente la pandemia ha messo in luce situazioni ancora più complicate, perché la gente nel periodo, diciamo, clou proprio, ha cominciato a bere anche da sola a casa. Ci sono state moltissime ricadute, noi le abbiamo viste, le abbiamo affrontate, anche se il lavoro che hanno fatto tutti i club del Veneto in quel periodo là è di mantenere sempre il club aperto, se non in presenza, perlomeno anche noi a Mestre abbiamo lavorato con WhatsApp, in piattaforma, eccetera, per non lasciare mai le persone da sole. E posso assicurare che per alcune persone il club è stato un appuntamento sentitissimo e fermo, un faro durante la settimana. Allora, sentiamo come commenta Marina Montedoro queste parole della Presidente Bergo e anche del professor Marco Pesce. Prego, Montedoro. Allora, divido per quanto riguarda quello che diceva appunto la dottoressa. Intanto penso che bisogna fare le congratulazioni, perché è evidente che quando si ha a che fare con un disagio sociale, essere vicini alle persone che questo disagio lo vivono in prima persona è fondamentale ed è un valore, direi, per la società. Quindi, fatta questa premessa, il vino, come anche il cibo, è chiaramente convivialità ed è lo stare insieme. Quindi il fatto che i locali si riempiano il venerdì sera,
domenica piuttosto che il sabato, eccetera, proprio per questa che è una convivialità, è un valore positivo. È chiaro che quando c'è l'abuso invece stiamo parlando di quella che è una patologia che va affrontata con tutte le metodologie che abbiamo a disposizione, che devono essere chiaramente da un lato metodologie sanitarie e dall'altro chiaramente di approccio psicologico e di vicinanza alla persona che vive il disagio. E per quanto riguarda quello che diceva invece sui dati, io dico una cosa: i dati non sono mai soggettivi, i dati sono oggettivi e vanno letti per ciò che sono, appunto. Io quando il 1° gennaio del 2019 sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene si è deciso unanimemente di vietare l'uso del glifosate, questo è un dato di fatto, non è controvertibile, non è discutibile, non è soggettivo. Da quel giorno si è deciso che sulle colline quel prodotto, che è demonizzato a ragione perché è ritenuto potenzialmente cancerogeno, è stato eliminato da quella che è la coltivazione nelle nostre zone. Quindi questo è il primo dato di fatto. Poi se andiamo a vedere altri dati, oggi in assoluto la viticoltura è cresciuta negli ultimi 10 anni, ma l'utilizzo dei pesticidi è crollato. Questo è un altro elemento da tenere in considerazione, perché se avessimo mantenuto le stesse percentuali di utilizzo di prodotti fitosanitari di 10 anni fa con la stessa quantità di ettari coltivati a vitivinicolo, è chiaro che sarebbe un dato, ma noi stiamo dicendo che è cresciuta di almeno il 15%, mentre c'è stato un calo dell'uso dei fitofarmaci di oltre il 20%. In provincia di Treviso oltre il 70% dei prodotti fitosanitari che si usano sono classificati come non pericolosi per la salute. Quindi quando noi abbiamo dei dati li dobbiamo leggere, e i dati sono ufficiali, sono quelli che vengono rilevati da un lato dal Ministero dell'Agricoltura, dall'altro dal Ministero della Sanità, quindi non sono discutibili, non esiste che ci siano dei giudizi oppure delle differenti valutazioni, quello è il dato. Certo che ho avuto un prete, Don Dacier, prete di Mian, ecco, vede che lo conosce, che lei ecco, che ha dato giù molto duro su questi numeri, comunque Montedoro, molto duro, anche perché ha detto che in confessionale ne sente di tutti i colori, perché dobbiamo dire anche, ecco, quello che avviene, e non tutto va bene, purtroppo, dico io, oppure le prese di posizione di persone che hanno queste case all'interno di queste colline. Ecco, io ne ho avuto anche ospiti e che veramente si chiudono in casa quando ci sono quando si spruzzano queste materie, li abbiamo visti, però giustamente lei sta dicendo anche un'altra cosa. Professore, allora intanto che sentiamo Paola Bergo, che poi deve lasciare il posto a Gianpietro Cecchetti, che vuole fare qualche domanda, vuole salutarci in qualche maniera, vuole fare qualche domanda, Presidente Bergo? Io volevo solo dire che nel nostro sistema noi non ed è un sistema scientifico, perché abbiamo alle spalle il professore Vladimir Udolin, che è stato anche membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e noi non parliamo mai di patologia rispetto al consumo di alcol, ma parliamo di comportamento, è un comportamento multifattoriale, e la differenza non è a caso, perché la patologia, come dire, se noi consideriamo il problema correlato al bere come una patologia, significa che mi è capitato e come dire, mi devo far curare, qualcuno mi deve curare. Il taglio del comportamento, mettere la persona al centro delle proprie responsabilità e della propria salute. Come dire, è una questione non una sottigliezza, ma nel momento in cui il mio comportamento è questo, significa che io posso lavorare, posso fare un'azione educativa sul mio comportamento. E soprattutto il rispetto della persona, perché il tuo rispetto inizia quando inizia anche il mio, che non può finire e non iniziare, perciò il comportamento vuol dire anche rispetto quando tu esci di casa e devi rispettare il prossimo tuo come te stesso.
questo. Grazie veramente a Paola Bergo, presidente ACAT di Mestre, che lascia il posto a Gianpietro Cecchetti. Intanto andiamo a vedere le foto che ha mandato il professore di questo tiramisù. Sono foto molto importanti che adesso commentiamo assieme per capire questo dolce nel mondo, non solo il prosecco nel mondo, ma io sento anche i ristoratori che il dolce preferito è il tiramisù. Ecco, allora cosa stiamo vedendo, professore? Allora, questo è l'evento dell'anno scorso, quest'anno lo riproponiamo il 6 ottobre, siamo in centro a Treviso e facciamo circa 10.000 porzioni di tiramisù, il cui ricavato va tutto quanto a Teleton. E all'interno della giornata ci sono tanti micro eventi, quindi c'è la passeggiata per il centro di Treviso in cui noi andiamo a vedere i punti nevralgici di Treviso, facciamo conoscere anche questa bellissima bomboniera che è la nostra città. Abbiamo naturalmente Teleton che ci dà una mano per il servizio, Assocuochi Treviso con cui collaboriamo che ci dà una mano a preparare e a fare da giuria, perché poi ci sono due gare, una gara amatoriale, quindi le persone portano il loro tiramisù, noi lo assaggiamo e premiamo i migliori tiramisù di Treviso, e poi quest'anno l'anno scorso abbiamo fatto il tiramisù del sindaco, quindi il sindaco Mario Conte ha invitato vari sindaci del territorio, si sono sfidati sulla loggia dei Cavalieri e abbiamo decretato, adesso non ha vinto il sindaco Conte, ma la giuria è stata imparziale, io non ero in giuria. Ma l'aveva fatto proprio lui. L'ha fatto lui, lui si è sempre... È un dato. È un dato di fatto, si è sempre vantato che sua mamma era la migliore, ha vinto e quindi probabilmente è vero. Non è che gliel'abbia fatto la mamma e poi l'ha portato lui. Questo non lo sappiamo, perché veramente indagheremo. Glielo chiederemo. Quest'anno riproponiamo e indaghiamo. Senta, professor Pesce, quante rivisitazioni ha visto del tiramisù? Abbiamo sentito addirittura il tiramisù vegano, perché c'è questa moda, qualcuno dice moda, oppure veramente c'è la realtà. Quello che l'ha colpita di più qual è stato? Quale rivisitazione? Sì, d'altronde quando un prodotto funziona tanti lo copiano, quindi come diceva giustamente prima Marina, il prosecco analcolico non esiste, il tiramisù all'avocado non è un tiramisù, è un'altra cosa, quindi questo è bene sottolinearlo. Ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante, dolci che richiamano la consistenza del tiramisù e la forma. A volte basta solamente mettere un po' di cacao sopra un dolce a caso e la gente lo chiama tiramisù, non è così. I tiramisù salati, i dolci che richiamano il tiramisù salati sono sinceramente quelli che a volte più mi stupiscono, perché dico, allora va bene se tu ci metti le fragole o l'ananas, ma se lo fai salato è un'altra cosa, è un antipasto, non puoi neanche chiamarlo dolce. Quindi ecco sì, sui dolci che richiamano il tiramisù salati sono quelli che un po' mi lasciano più perplesso. Io sul tiramisù, avendoci lavorato, so che gli ingredienti sono quelli e se vogliamo chiamarlo tiramisù devono essere quelli. Vogliamo fare qualcos'altro, molto volentieri. Io non sono contro l'evoluzione della tradizione, quindi ben venga se uno inventa un dolce più buono del tiramisù. Però è un'altra cosa. Però allora chiamiamolo Giuseppe, chiamiamolo qualcos'altro. Ma non puoi chiamarlo tiramisù. Non possiamo chiamarlo tiramisù, giustamente. Allora, sentiamo a Marina Montedoro che prosecco abbinerebbe al tiramisù in questo momento, se ci fosse, perché ci sono tanti prosecchi e delle volte magari non si conosce, perché è difficilissimo l'abbinamento. Sentiamo cosa proporrebbe Marina Montedoro, sentiamo. Oddio, non lo so perché va molto a gusto, però condivido tantissimo quello che ha appena detto, cioè che soprattutto quando un prodotto è trainante, chiaramente viene utilizzato il nome poi per farsi pubblicità, però il tiramisù è il tiramisù fatto con quegli ingredienti e quindi secondo me bisognerebbe fare proprio una battaglia, perché tutto ciò che non ha quegli ingredienti deve essere chiamato in maniera diversa. Io penso, per il mio gusto, siccome il tiramisù è piuttosto dolce, questo credo che sia corretto dirlo, se mi sbaglio chiedo venia. No, assolutamente. Utilizzerei sicuramente un prosecco extra dry, ecco, proprio per questa caratteristica della dolcezza che ha il tiramisù, però per un mio gusto personale. Anche il mio, condivido, anche il mio. Sentiamo il professore se siamo bravi oppure no, ci bozza. Assolutamente, sì, noi ci appoggiamo a una cantina del territorio di Valdobbiadene e loro ci danno sempre un ottimo extra dry, anche loro ci confermano.
ma potevate fare un altro dolce, è veramente difficile l'abbinamento, però il tiramisù è il dolce iconico di Treviso, il prosecco è la bevanda iconica di Conegliano Valdobbiadene del Trevigiano, e quindi abbiamo trovato questo abbinamento. Dopodiché sì, si sa, bisogna sempre cercare di equilibrare il tutto e venire incontro a una tradizione che deve anche evolversi, ecco. Sentiamo come commenta Gianpietro Cecchetti e se ha qualche domanda da fare sia a Marina Montedoro che al professor Marco Pesce. Ma guarda, io sono intanto assolutamente d'accordo che i dati vanno conosciuti per essere letti correttamente. Questo è fondamentale in qualsiasi cosa, e quindi anche rispetto, stiamo parlando di dolce, tiramisù, stiamo parlando di colline del Prosecco sotto il profilo UNESCO, non solo sotto il profilo alcol, no? Quindi questo mi piace sottolinearlo. Se parliamo di alcol c'è tutta una fetta di informazione che va assolutamente approfondita, perché i messaggi, ne abbiamo detto tante volte anche in questa trasmissione, che arrivano sono molto forti, molto decisi e naturalmente possono essere anche disorientanti, soprattutto per la fascia di popolazione più giovane che ha bisogno invece di essere educata in modo diverso. Quindi io sottolineo molto il fatto che a noi di ACCAT piace non essere visti come chi demonizza l'alcol, ma come un'associazione che, occupandosi di persone che portano dentro i nostri club delle vite segnate da esperienze negative legate al consumo di alcol, favoriscono e sono molto disponibili e interessati al fatto che l'informazione cresca, che cresca la consapevolezza, che le cose siano conosciute. Ripeto, se i dati esistono, quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dico anche al Presidente Montedoro, sono chiari ed espliciti, e quindi a quei dati noi facciamo riferimento. Poi, come detto bene dal Presidente Bergo, siamo un'associazione che non punta all'etichetta. Non siamo un'associazione che definisce le persone che vengono da noi alcolisti, che definisce l'alcolismo una malattia. Noi parliamo appunto di problemi di comportamento, ed è per questo, e questa è la grande differenza di ACCAT rispetto ad altre associazioni che sono naturalmente associazioni che fanno del bene anche quelle, è fondamentale il coinvolgimento delle famiglie. Che è importante. Do la parola a Claudio, se no mi cade la linea, poveretto Claudio da Marano. Sì, buongiorno a tutti. Ciao Claudio, scusa ma adesso te l'ho data la linea, vai. No, il discorso che volevo portare io è per i polifenoli. Uno dei polifenoli è il resveratrolio, che dicono faccia bene al cuore per quanto riguarda il vino. Però le quantità da bere sono 16.000 bicchieri per riuscire ad avere un vantaggio sul resveratrolio, quindi il vino non fa bene al cuore. Per quanto riguarda le quantità, io consiglierei ai produttori, siccome adesso sta succedendo nelle case che più gente non beve più vino, però c'è quello che lo beve ancora. Allora se fanno la bottiglia da mezzo litro o anche da un quarto di litro, allora si può avere anche la soddisfazione di chi usa il vino ancora, perché poi succede che si apre una bottiglia e poi resta in frigo, e cosa succede? Va buttata via. Cosa succede? Che sapendo che va buttato via, la gente si gira su un vini di minor costo e di minor gusto. E allora se fate il mezzo litro e il quarto di litro proprio in bottiglia da portare a casa dal supermercato, c'è anche la possibilità di soddisfare. Succede sempre di più che ce n'è solo uno che beve vino su una tavolata. Buona giornata signori. Grazie Claudio, beato te che hai visto le bottiglie mezze piene lasciate là, io non ne ho mai vista neanche una da nessuna parte, però sentiamo come commenta Marina Montedoro queste bottiglie più piccole da mezzo litro che si portano a casa, prego. Allora, io diciamo che mi occupo del territorio, non mi occupo solo del vino, attenzione, posso dare una mia valutazione. È evidente che poi dipende sempre dal mercato, perché non è che un produttore si può mettere a produrre un formato piuttosto che un altro in base al desiderata di qualche consumatore, per cui immagino che si debba semplicemente vedere da che parte tende ad andare il mercato. Poi sentire dire che si comprano i vini al supermercato, io andrei a prenderli direttamente dal produttore, cioè andrei in una cantina se veramente si vuole
vuole approcciare al vino in modo qualitativo e non con poi magari anche dei comportamenti, come dicevano prima, non scorretti. Mi dispiace aver parlato di patologia perché io non sono un'esperta, quindi chiedo scusa perché per me anche è stato un modo per imparare e vi ringrazio. Ho la fortuna appunto di non aver approcciato a questa problematica, però appunto vi chiedo scusa perché mi rendo conto che ho usato un termine sbagliato, ma non l'ho fatto con la volontà nemmeno di offendere queste persone, perché mi rendo perfettamente conto che sia una criticità che va affrontata e che interessa molto il nostro Veneto, quindi vi chiedo scusa per questo. Infatti io non dimentico che è del territorio, l'ho invitata per questo, perché noi abbiamo qui la pianura, non solo le colline ma anche qui da noi le campagne che sono solo vigneti. Io ho avuto un ospite, non dico il nome, che non condivide perché non è prosecco, secondo lui è glera, è un'altra roba, perché non c'è il clima che c'è, la coltivazione è diversa e noi fra poco mangeremo foglie e berremo vino di uva, perché basta vedere qui nelle nostre campagne, sparito tutto, solo vino. Cosa ci dice, visto che lei si occupa di territorio? Che senso solo vino? Cioè glera, allora il prosecco è la cultivar è appunto il glera, quindi non c'è prosecco senza glera, attenzione, questo diventa fondamentale, bisogna dirlo. Quindi non capisco l'affermazione, nel senso che noi abbiamo circa 100.000 ettari investiti a vitivinicolo, abbiamo 850.000 ettari in Veneto di SAU, cioè di superficie agricola utilizzabile, quindi dire che la pianura è tutta vino mi sembra un'affermazione quantomeno soggettiva. Non tutta, ma 3/4, anche di più forse. No, 3/4 no, ripeto, sto dando i dati, ufficiali dell'Istat, quindi abbiamo 850.000 ettari di SAU, abbiamo 85.000 aziende agricole e abbiamo 100.000 ettari di vitivinicolo, quindi non vedo che ci sia questa monocoltura e che ci sia soltanto vigneti. Ripeto, purtroppo ci sono troppi luoghi comuni che vanno smontati uno ad uno con i dati e con la cultura, con la conoscenza del territorio, e ci tengo a ricordare che le nostre colline del Prosecco hanno circa il 30% di investimento a vigneto, tutto il resto è bosco. Allora, io non lo so, io ricevo le telefonate, ho gli ospiti, ho avuto una persona di Salgareda che ha detto che per trovare un bosco deve fare chilometri e chilometri perché i boschi sono spariti i prati, dopo ognuno la guarda dalla sua angolazione, come ho detto prima. Poi vediamo chi dà i numeri, perché non tutti quelli che danno i numeri sanno che numeri dare, perché ognuno può dare i numeri che vuole, perché siamo in democrazia, perciò uno tira fuori il taccuino e dà i numeri, dopo ognuno li ascolta e, come dice lei, forse dopo informandosi riesce a capire se quei numeri sono veri o no, ma intanto li ha dati. Allora, professore, i numeri, lei a scuola, i ragazzi conoscono questi numeri, sanno cosa vuol dire l'ambiente, loro sono molto vicini all'ambiente, l'ambiente che loro contestano, perché veramente c'è una decadenza incredibile su questo che loro ricevono, perché veramente basta guardarci tanto cemento, qualcuno dice anche tanto vino, Montedoro dice di no, però quello è quello che a noi arriva. Lei cosa dice? Cosa dicono questi ragazzi? Beh, in questo caso ha assolutamente ragione la Montedoro, perché il consorzio del Cornigliano Valdobbiadene e il territorio UNESCO rappresentano una parte del territorio in cui si coltiva il glera, quindi giustamente il patrimonio UNESCO identifica quella parte e su quella parte noi dobbiamo guardare il numero a cui fa riferimento. Giovani e territorio, devo essere tristemente sincero, non c'è tutta questa consapevolezza dell'importanza di mantenere il territorio, e quindi tutta questa bomba di ecosostenibilità è implosa nel giro di pochissimo tempo. Noi a scuola facciamo delle lezioni di ecosostenibilità, cerchiamo di far capire ai ragazzi quanto sia importante, non dico il mantenimento del verde, non dico l'importanza di non buttare la carta per terra, ma veramente a volte c'è poca consapevolezza di cosa si ha in mano, quindi sostanzialmente
noi viviamo in un territorio bello da preservare, in cui c'è molto lavoro da fare, perché concordo, chi ha i vigneti sulle colline e deve andare a fare la famosa viticoltura eroica, non mi ricordo come si chiama, ok? Cioè, lì che non è la stessa cosa. Lì veramente c'è una fatica, ed è una fatica di preservamento del territorio, e molti giovani non si rendono conto di quanto importante sia preservare la bellezza di un territorio, la natura, il bosco stesso. Ma molti giovani o la politica, scusi? Io dico molti giovani. Giovani politica è un altro discorso che andrebbe affrontato in un altro punto. Sembra che tutta la colpa sia di questa poca attenzione. Assolutamente. Quindi c'è molta possiamo dire, c'è molta distrazione, quindi probabilmente i giovani sono distratti da altre cose. Detto questo, anch'io probabilmente, anzi sicuramente a 14 anni non è che il mio pensiero principale era salvare il pianeta, ecco, questo va detto. Dopodiché quanto possiamo fare in più per far capire ai giovani che hanno in mano veramente qualcosa di importante, quant'è il loro territorio, qui possiamo fare molto di più. Allora, devo chiudere purtroppo perché l'ora è passata, veloce professore. Dicendo alla Montedoro che potrebbe essere veramente un bel lavoro di rete, dire il Consorzio Colline Valdobbiadene assieme alle scuole, assieme alle associazioni possono fare in modo di creare delle buone abitudini sociali, secondo me sì. Perché è quello l'obiettivo. Allora sentiamo come ci saluta Gianpietro Cecchetti. Allora io vi saluto con un dato. No, il dato è quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che l'unico consumo di alcol che realmente sia sicuro è alcol zero. Poi da qui è chiaro che gli eccessi sono gli eccessi, che c'è una gradualità di comportamenti, ma se vogliamo l'informazione scientifica, a meno che non contestiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, direi che è questa. Sentiamo come ci saluta anche Marina Montedoro, prego. Vi saluto dicendo che sicuramente i giovani sono importantissimi, sono il nostro futuro. Noi stiamo creando una rete importante con le scuole, quindi è già in atto secondo me questo percorso veramente lungimirante che serve proprio per far capire ai nostri giovani che in realtà a mio avviso già lo hanno capito molto meglio di noi, perché le nuove generazioni hanno un'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità legata proprio a ciò che si fa nell'ambiente che poi loro dovranno vivere e lasciare ai loro figli, che è straordinaria. Per cui credo che a noi spetti soltanto quello di dare loro qualche strumento in più per gestire meglio di come abbiamo fatto noi quelli che sono dei patrimoni universali. Grazie anche a Marina Montedoro, grazie a Marco Pesce, grazie a Gianpietro Cecchetti, grazie a Paola Bergo di essere stati con noi. Pubblicità.
abbiamo visto queste importanti immagini da casa di Rete, cosa stiamo vedendo? Una cosa importante, una cosa veramente che dobbiamo tutti quanti cercare di capire, comprendere e anche fare, perché ci sono anche dei costi molto importanti, ma sono costi del nostro benessere, della nostra qualità di vita. Ne parleremo questa mattina con Luciano Sonda, grazie di essere qui, e Franco Dolce, perché rappresentano un'azienda molto importante, Isolare. Prego Sonda, si presenti. Sì, vabbè, sono amministratore delegato di Isolare, 38 anni fa ho fondato, se vogliamo, cominciato da piccolo artigiano questa attività, e adesso è cresciuta molto e diciamo, combattiamo tutti i giorni per anche diffondere il messaggio dell'efficientamento energetico degli edifici, perché purtroppo c'è questo problema anche in Italia, soprattutto in Italia, ma se vogliamo spendendo poco, perché poi il problema è anche questo. Quindi uno dei temi principali è quanti soldi mi costano. Io ho ricevuto delle telefonate, dicevo, ma adesso io come faccio? Invece sentirete proprio in questa trasmissione, ecco, l'importanza invece di crederci, di investire, perché è un buon investimento. Sentiamo anche cosa ne pensa Franco Dolce, responsabile comunicazione della ditta Isolare. Ecco, la comunicazione per far capire l'importanza di investire nella propria abitazione, coincentandola, perché è molto importante. Prego. È molto importante perché al giorno d'oggi creare il benessere psicofisico per noi che abitiamo le nostre case, ma soprattutto renderle così, come dire, preparate a quelle che saranno gli anni a venire, quindi il problema di avere meno costi nelle bollette, avendo più fresco d'estate, più caldo d'inverno, e soprattutto potendo anche detrarre questi costi da quella che è la nostra fiscalità. Quindi la nostra comunicazione è andata proprio in questo senso. Io ho dovuto curare la regia dello spot che è in onda nelle vostre reti e che sta anche, mi dicono, funzionando bene, con un mio grande amico di tanti anni fa, Giorgio Mastrota, che ha sposato il progetto Isolare.it. Perché? Perché tu sai bene, Mirella, facendo questo mestiere, che un artista, quando mette la propria faccia di fronte a un prodotto, vuol dire che ci crede, quindi vuol dire che sta dicendo a tutti coloro che lo seguono: sì, è un'ottima idea, un ottimo investimento fare questo tipo di situazione. Perché? Perché vi porta un sacco di benefici, cioè vi fa star bene spendendo poco, che è quello che noi vogliamo, visto che parliamo di veneti che hanno dei problemi anche a dover guardare un po' i conti. Sai che qui in Veneto diciamo facciamo i conti sulla carta del formaggio, facciamo i conti della serva. Conti della serva. Bravissima, quindi proprio in tal senso vediamo di capire quali sono le situazioni, come hai giustamente detto poco fa, che ci portano a stare bene ma anche a risparmiare, questo è importante. Però dobbiamo anche guardare l'altra faccia della medaglia, e qui mi rivolgo a Sonda. All'improvviso sono partiti questi bonus, questa possibilità, super bonus, sì. Super bonus, di tutto e di più bonus, super bonus, nell'ignoranza quasi totale di quello che sarebbe accaduto, senza pensare che siamo su un paese di furbetti. E questi furbetti si sono fatti avanti. E io mi sono ritrovata con delle telefonate disperate che non hanno neppure più la casa. Eppure queste persone andavano alla Camera di Commercio, in pochissimo tempo aprivano una ditta. Tutto regolare, io ho pochi soldi, mi viene questo signore, mi spiega e io ci credo perché è una ditta regolare. L'ho visto anche in TV. È caduto il pero, sì. nel grande pero. Mentre noi abbiamo ditte come la vostra, e lo dico qui davanti alle telecamere, serie, professionali, che garantiscono il lavoro. Però noi non siamo abbastanza a conoscenza, perché nessuno ci ha insegnato a fare questo percorso. Loro vogliono che l'anziano di 80 anni usi la carta di credito e non sa neanche usare il telefonino, ma fanno lo SPID. Poi quelli che fanno questo, che sono i politici, quando io mi collego non riescono neanche a collegarsi se non hanno uno stuolo di persone che li mette a posto tutto. Ecco, lei ha detto io ero un artigiano, e secondo me è stato il cuore pulsante della nazione, l'artigiano, che è stato colpito a morte
è stato azzerato in grandissima parte, è stato visto come un evasore, e noi abbiamo l'artigiano, l'operaio, che sono la spina dorsale del nostro paese, quelli che ci hanno fatto diventare la quarta potenza al mondo, che sono stati distrutti. A distanza di tempo, Sonda, lei cosa dice? Beh, il super bonus, diciamo, quindi il 110%, perché poi c'è da distinguere, diciamo, il bonus energetico, quello che già da tanti anni è il 65% o il 50% per alcune ristrutturazioni o certe lavorazioni anche di efficientamento energetico, con il 110%. Il 110 è nato, io parlavo ancora con l'onorevole Fraccaro, che è stato quello che praticamente l'ha inventato, diciamo così, no? Che è nato per diciamo un po' venire fuori dalla crisi anche del virus, della pandemia, no? Che c'è stata, nel senso c'era bisogno di rilanciare l'economia in Italia, c'è comunque questo problema di riqualificare le abitazioni, gli edifici italiani, perché comunque l'Europa spinge per questo, e hanno cercato di dare questo impulso all'edilizia, che è comunque un settore trainante per tutta, diciamo, l'economia italiana. Il primo settore trainante. Sì, alla fine sì, perché poi tutto quello che gira attorno, con una cosa veramente eccezionale, cioè il 110%, con l'idea di diciamo, come dire, facilitare questa operazione a chi non sapeva, a chi non era diciamo esperto di questo, dicendo: guarda, non ti costa niente, perché addirittura anche quella parte di interessi che la banca chiederà per aspettare un po' di anni il ritorno dell'investimento, ti do anche quella, cioè quel 10% in più, no? Del 100% della spesa. Il problema, poi è vero che nei 2 anni successivi ci sono state tante correzioni, no? Però è vero che questo dare gratis un lavoro, non è che è vero che poi qualche azienda ne ha approfittato, ma soprattutto non c'è stato il controllo da parte del privato da dire: beh, ok, è tutto gratis, a me non interessa niente se costa un po', se me lo fai pagare un po' di più di quello che costava un po' prima. È vero, ci sono stati rincari delle materie prime in tutta Europa, per non dire in tutto il mondo, quindi non è solo colpa di noi, diciamo, italiani o chi ha voluto approfittarne. I materiali sono veramente aumentati tantissimo in quel breve cosa. Poi naturalmente il fatto di avere poco tempo, anche questo ha potuto, diciamo, giocare sul fatto di aumentare un po' di più il prezzo, perché sai, c'è l'emergenza, te lo devo fare entro 1 anno o 2, quindi costa di più. Vabbè, lasciando stare questo, il non controllo da parte del privato, perché sapeva che era tutto gratis, ha fatto sì che non si chiedevano magari 2, 3, 4 preventivi per fare quella lavorazione. Poi nell'ignoranza, tra virgolette, del privato, che poteva sapere fino a un certo punto cosa era giusto fare. Quindi questo non controllo ha dato la possibilità, diciamo, a tante aziende di aumentare un po' di più, ma quel un po' di più non è un problema, il problema è chi ne ha approfittato veramente tanto, di dire: tanto quello che ti chiedo, cioè, allora sono stati fissati dei massimali che lo Stato ha cercato, gli esperti, diciamo, hanno cercato di fissare. In alcuni casi i massimali erano anche corretti, anzi a volte anche troppo bassi. All'inizio, ad esempio, nei serramenti il prezzo massimo per serramento, per tipologia eccetera, era molto tirato come prezzo. In altri settori invece il margine era molto maggiore, cioè si poteva, insomma, il massimale era alto. E alcune aziende, dico alcune per dire un numero imprecisato, hanno potuto, se vogliamo, approfittarne, perché tanto comunque nessuno avrebbe controllato. È vero, c'era la firma del tecnico che doveva comunque firmare, ma cosa doveva firmare? Ma quella si trova? Si trova, ma se comunque questo prezzo massimo per quella lavorazione specifica è comunque abbastanza più alto di quello che poteva essere un giusto compenso, anche il tecnico poteva firmare tranquillamente. Poi lì è vero che dopo sono nati anche dei veri imbrogli, perché alla fine anche poi grossi e tanti. E anche grossi e anche tanti. È giusto dire però, perché si parla che la percentuale in realtà di imbroglio, chiamiamolo così, sul 110
è stata molto meno rispetto a quello che sembra sia stato l'imbroglio sul bonus facciate, perché poi si fa tutto l'erba di tutta l'erba un fascio, no? Senza specificare che tutto sommato il 110, nonostante ci sono stati questo aumento di prezzo, che poi naturalmente ha lievitato il costo generale, quindi i miliardi sono andati su facilmente, ma non è stato poi così esagerato come invece ad esempio in altre tipologie che avevano questo bonus, che mi sembra per le facciate era del 90%, quindi comunque tanto, vabbè, anche lì con dei vincoli, dei limiti eccetera, però insomma c'era margine. E quindi questo è successo un po', diciamo, di tutto questo bella idea che era quella ma l'ha spiegato bene, perché è giusto capire. Vede qual è il problema, Sonda? Che noi purtroppo, e lo dico sempre, anche quando andiamo al ristorante o a fare la spesa non guardiamo i conti. La maggioranza di noi non controlla, perché siamo cresciuti così, non c'è niente da fare. L'anziano ancora si fida della telefonata e sentiamo che truffe ci sono. Allora io spero, ecco, invitandomi anche in queste trasmissioni dove voi fate capire qual è il know-how nostro, che siete voi, siete le aziende serie che abbiamo noi nel territorio, perché purtroppo quelli invece furbi riescono a comunicare, ecco qua, l'investimento nella comunicazione. Io devo investire nella comunicazione. Esatto. Io devo farmi sentire, vedere, perché la gente allora capisce, ma se io non ti vedo, non ti conosco, non mi fido, e mi fido magari del furbetto che mi fa una comunicazione che non è vera. Io ti voglio dire una cosa, che li ho conosciuti loro come azienda veneta, perché io sono veneto puro sangue, pure io. Li ho conosciuti, mi hanno spiegato il loro prodotto e io ho detto mi date un contratto, lo firmo subito. Perché? Perché capisci subito, da come ti spiegano loro le cose, la serietà e la bontà del prodotto, e tu mi insegni che quando hai un prodotto buono, fatto da persone serie, persone capaci, che non ti imbrogliano, che ti dicono le verità, sei a posto. E infatti molte volte i miei ospiti che promuovono le aziende dicono scusa, ma se io non vi invitavo, chi è che vi conosceva? Cioè noi qui siamo profondo nord, Sonda, mi dispiace dirlo, però siamo profondo nord nel quanto riguarda la comunicazione. Investiamo magari su delle cose che non servono, mentre io dico sempre, guardate le grandissime aziende, cosa fanno? La prima cosa, vanno in televisione e promuovono il prodotto. Tu quel prodotto lo compri, è vero o non è vero? Tanto è vero che le multinazionali sono fatte furbe, gli ipermercati, e si mettono la loro sigla adesso. Per quanto riguarda la comunicazione, non mettono più la ditta che produce, ma come io faccio? Ecco, quanto è importante la comunicazione? Perché hai investito nella comunicazione? Cioè a un certo punto lei ha detto, io ci sono come azienda, ci sono come titolare, fondatore, devo investire nella mia azienda. Prego, Sonda. Sì, certamente la comunicazione è assolutamente fondamentale. Poi al giorno d'oggi da un bel po' d'anni che diciamo c'è internet, c'è questo mondo enorme e anche misterioso, se vogliamo, insomma, della medialità di internet, se usiamo questa parola per semplificare. Quindi non è facile diciamo proporsi. Una volta c'erano le pagine gialle, io quando ero più giovane la pubblicità che facevo era già tanto. Andiamo nelle pagine gialle. A fare le pagine gialle, esatto. Mi ricordo tanti anni fa un amico mi diceva ma tu fai internet, ma cos'è? Pagine gialle è meglio? Perché fare internet? Cosa serve? In realtà insomma, è un mondo che può esprimere veramente tantissime cose, e quindi bisogna essere adesso anche bravi, se vogliamo, a parte investire bene, ma anche a saper comunicare diciamo le qualità, i vantaggi che può avere un'azienda rispetto ad altre su quello che è il proprio lavoro, no? Quindi non è facile, e Franco sa bene, no, quanto difficile è, o anche, se vogliamo, quanto dispendioso, ma non solo a livello economico, ma anche proprio di idee, di avere sempre, cioè anche noi, per dire, nel nostro piccolo, che siamo diciamo tra i primi a essere partiti 40 anni fa con questa tipologia di lavoro, nel nostro piccolo abbiamo un po' fatto scuola, perché le idee, se vogliamo, le idee, non dico le idee migliori, ma insomma le nuove idee, le nuove modi di comunicare questa tipologia di lavoro ha fatto un po' scuola anche ad altri, no? E quindi bisogna sempre essere un po' più avanti per riuscire a emergere. Sonda, anche da... Lei ha fatto una cosa, lei ha creduto in se stesso,
perché sapeva l'obiettivo che voleva raggiungere. Lei ci credeva a questo prodotto, ci credeva alla sua azienda, però ha bisogno di una squadra, perché da soli non si va da nessuna parte. E la squadra, se è una squadra seria, preparata e competente, ti fa arrivare a centrare l'obiettivo. Andiamo a vedere il prossimo pezzo del video che ha mandato Sonda. Allora, sentiamo ancora Sonda, perché è lui l'artefice di tutta questo innovamento, innovazione anche nella propria azienda, perché lui ci crede, però la squadra, una squadra che poi abbiamo visto farà dei lavori che veramente le persone saranno soddisfatte, perché alla fine è quello, il lavoro poi lo vedi alla fine. Prego. Sì, esatto, diciamo quello che ci ha sempre, non dico mantenuti in vita, ma anzi dato stimolo per crescere sempre di più, è proprio la soddisfazione del cliente che ha eseguito questa tipologia di lavorazione, perché poi ne parleremo magari nel dettaglio, funziona veramente. Quindi questa grossa soddisfazione che tutti i giorni riceviamo ci dà stimolo per crescere. Però è giusto anche crescere e lavorare in un certo modo, nel senso a noi piace fare i lavori fatti veramente bene, da buon veneto, diciamo, fare i lavori. Si vede, guardate la persona, si vede, fare i lavori fatti bene. Secondo me è vero, no, perché è vero, ci crede, ma sì, traspare. Sì, e quello che è il mio carattere lo trasmettiamo ai nostri dipendenti e ai nostri collaboratori, perché ci piace che il lavoro sia eseguito a regola d'arte, il cliente alla fine come tutti gli artigiani, i propri clienti sono i propri padroni, cioè comandano loro, nel senso che bisogna dare la massima qualità al cliente, perché è giusto sia così. Fermo, Sonda, però manca la forza lavoro, manca l'operaio, manca la formazione, ma io dico, e lo dico sempre, ma si sono accorti adesso che mancavano queste figure, ma si sono accorti adesso che dovevano investire di più sulle scuole di formazione, ma questo lo dico ai sindacati, lo dico a tutti. Ma come adesso mi dite questo? Una volta i nostri capitani d'industria con la quinta elementare, la prima cosa che facevano era la casa
per l'operaio, vicino all'azienda, e la formazione con una persona diversamente giovane, che aveva esperienza, che insegnava al più piccolo. Se arriviamo nella Luna e adesso ci accorgiamo che mancano le scuole di formazione. Quanto importanti sono le scuole di formazione, Sonda? E poi sentiamo anche la comunicazione. Sì, è vero. Vabbè, lo Stato, la scuola sta cercando di recuperare questo vantaggio. Noi nel nostro piccolo lo facciamo, nel senso che ad esempio i nostri nuovi dipendenti, come dire, li mandiamo a fare poi il lavoro autonomo, come dire, in autonomia, dopo mesi di formazione. Questo vuol dire anche un costo, ma ci va bene così, perché vuol dire sicurezza? Sì, vogliamo che ci sia sicurezza. Morti sul lavoro e sicurezza, però. Sì. Ecco, cosa mi dice di tutte queste morti sul lavoro? Lei che nasce artigiano, lei che capisce anche cosa vuol dire manovrare certi macchinari nuovi, la nuova tecnologia sempre più avanzata, devi essere sempre presente, devi essere sempre sul pezzo. Prego, Sonda. Sì, è vero, difatti abbiamo sentito più volte che l'incidente mortale, perché poi alla fine si parla sempre dell'incidente mortale, ma poi mai di tanti altri migliaia di incidenti che capitano comunque, magari del ragazzo che ha iniziato il primo giorno o comunque aveva veramente poca esperienza, pochi giorni, poche settimane, quindi sicuramente in tante situazioni è mancata quell'insegnamento che serve prima di tutto per la sicurezza e poi anche per fare il lavoro fatto correttamente, ma la sicurezza assolutamente prima di tutto, insomma. Allora chiederei proprio anche a Franco Dolce, non è che una volta si investiva di più sulla persona? Molto di più. E meno sul macchinario. Adesso noi investiamo molto sul cemento, ma abbiamo pochi servizi alla persona. Investiamo molto sulla nuova tecnologia, ma abbiamo poca formazione. Abbiamo una denatalità che si fa sentire, perché non è che ci sono i giovani, mancano, non ci sono, perché stanno ancora studiando. Prego, quanto importante è fare la comunicazione in questo, Dolce? Allora, prima cosa volevo dire un inciso, che non ho fatto prima perché non volevo interrompere Sonda. Quando io, sempre nelle prime riunioni, li ho conosciuti, Luciano ha detto: ma io sono quasi indeciso se mettere all'interno dei nostri spot di comunicazione soddisfatti o rimborsati. No, dico, va messo, perché voi siete trasparenti, siete persone serie e quindi è proprio così. Cioè loro ci tengono talmente al cliente che se per caso non ce n'è fortunatamente clienti che si lamentano, anzi, però loro partono da questo inciso che secondo me è veramente unico nel suo genere, perché se io ti dico cliente ti fidi del mio lavoro, della mia professionalità, della mia competenza, sì, alla fine non sei soddisfatto, ti rimborso i soldi. Però Dolce, cioè più di così. Sonda non è nato CEO. È nato artigiano. È nato artigiano. Che è diverso, perché lui sa cosa vuole il cliente che ordina. Esatto. Lui sa il prodotto che mette, ma nel momento che mette il prodotto è la sua immagine, è la sua azienda che viene messa in gioco e lui ci tiene, ma non c'è il CEO, c'è la comunicazione. Sbaglio? Sì, no, assolutamente. Allora abbiamo la telefonata. Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, vorrei dire un'altra volta a questi imprenditori. Io avevo pensato così, ma è un mio pensiero. Quel reddito di cittadinanza che danno a questi giovani che stanno a casa, che non fanno niente, avrei pensato di darlo a voi imprenditori per insegnare a questi ragazzi per 5-6 mesi senza tirar fuori soldi dalle vostre tasche. Io avevo pensato così, perché inutile che dopo a fine mese pretendono 1.200 euro se stai imparando, perché noi una volta andavamo a lavorare con 4 anni di, come si dice Mirella, di apprendistato. Ci pagavano lo stesso, però meno di quelli che erano lì da anni. Grazie Giulia, devo correre perché il tempo è tiranno, comunque sei stata chiarissima. Sentiamo come risponde Sonda. Sì, è vero, sarebbe una bella proposta, perché è vero, manca questa possibilità, se vogliamo,
anche economica per far sì che anche chi non sa un mestiere di poterlo imparare, ma portare a casa anche, diciamo, un minimo, insomma, di sostentamento alla famiglia, cioè uno stipendio decente, ecco, perché poi si parla tanto di questi stipendi striminziti, no? Chi fa il lavoro, come si dice così, anche i centralinisti, non so, mi viene in mente come tante altre figure più umili, con magari 500-600 euro al mese, che è veramente una cifra ridicola. Quindi è vero. È anche vero, sì, che almeno pensiero mio, che chi ha un reddito di cittadinanza si sentirebbe comunque più importante, più appagato a poter anche fare qualcosa. È vero che per tanti è un problema fisico, c'è un problema che non può lavorare e ci sta, ma chi ha, come si dice, braccia e gambe buone, credo sia un incentivo poter fare anche qualcosa. È vero che poi le regole sono talmente complicate per cui non si può neanche pensare di chiamare, come anche un extracomunitario che arriva nel nostro paese e non può neanche, se volesse, mettersi ad aiutare in paese, perché ci sono delle regole fiscali, che chiamiamole fiscali o comunque burocratiche, non perché non sappia lavorare o voglia farlo, ma perché non gli si dà la possibilità. Bravissimo, bravissimo, sono d'accordo con lei, anche perché io li vado a trovare questi ragazzi, sai cosa mi dicono? Fammi lavorare. Sì, sono vero, tutti i giorni su un quadrato di cemento, adesso arriverà un sole tremendo, e guardi veramente, dico, cosa sai fare? Il falegname, cosa? Però, come dice lei, la burocrazia blocca tutto. Non lo lascia proprio. Non vi lascia lavorare. Ed è già un qualcosa che uno dica so fare il falegname, perché spesso e volentieri, tu lo sai Mirella, perché sei tutti i giorni all'interno di questo sistema, ci sono dei giovani che si presentano a dei colloqui di lavoro, ma senza, come ha detto anche la signora che ha telefonato, con un apprendistato alle spalle, un minimo di esperienza o qualcosa. Il ragazzo che tu hai, diciamo, intervistato ha detto: cosa sai fare? Il falegname. È già bene questo, ma c'è gente che arriva e dice: ma non lo so, però ti chiede quanti soldi gli dai, quante ore lavorerà, vuole il sabato e la domenica liberi, cioè impone delle regole. Vede, noi ascoltiamo, le risorse umane ascoltano quelli che non hanno voglia di lavorare. Purtroppo. Quelli che hanno voglia di lavorare, che ci sono, ve lo posso garantire, sì, ce ne 100%, sono, non vengono sentiti. Io tante volte, anche davanti alle telecamere, dico: chiamatemi, che vi mando io le persone da lavorare, provatele. Non sono mai stata chiamata da nessuno, eppure è una trasmissione che è vista e rivista, perché poi, oppure quel giorno che sono passata davanti su una strada importante, ho scritto cercasi operai, allora sono scesa, sono entrata, ho detto perfetto, io ho gli operai, no, fermi, che operai, la formazione, no, ho detto allora lei toglie il cartello. Lei non può scrivere cercasi operai, così le persone che passano dicono vedi, non hanno voglia di lavorare. Lei deve scrivere quello che cerca, non mettere un cartello così. Sbaglio, Sonda? Assolutamente. È questo. E poi soprattutto finalmente il Ministero della Giustizia si è accorto di avere delle persone che possono lavorare e aiutare, sono anche selezionate, dove c'è questa messa in prova. Sentiamo il giudice di Liberty cosa ha detto proprio per la messa in prova, poi vorrei sentire anche Sonda. Di Liberty, Ministero della Giustizia. Per noi sono delle occasioni anche nuove che sperimentiamo, anche di fare comunità e parlare di benessere, parlare di quello che facciamo in maniera diversa. Infatti anche noi parlare di sport e benessere, del Ministero della Giustizia, cosa ci facciamo? Invece ci aveva pensato anche col nostro direttore, insomma la dottoressa De Paoli, che oggi non ha potuto essere presente, ma che ci ha mandato proprio, ha mandato me, insomma io sono un assistente sociale di questo servizio dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Treviso, che appunto si occupa delle persone che sono in misura alternativa alla detenzione oppure che stanno facendo dei percorsi, come si diceva prima, di messa alla prova o comunque sia che si trovano nell'ambito del circuito penale. Nel nostro caso si tratta di persone adulte da 18 in su, senza limiti di età in questo momento. Per noi è un'occasione, dicevo prima, proprio perché
mi ricollego un po' alla parola benessere. Adesso io non mi sono molto preparato oggi, per cui vado un po' di cuore e un po' di pancia, perché il benessere riguarda sia il singolo, la singola persona. Noi abbiamo tante persone in carico che arrivano con un carico di storie. Alcuni sono diversamente liberi, li chiamerei, perché si trovano in situazioni particolari, e dove il nostro compito non è soltanto quello di controllare, giudicare, dire, insomma, giudicare la persona rispetto a quello che hanno fatto. Allora, Sonda, lei come artigiano, come datore di lavoro, come imprenditore, accetterebbe queste persone a lavorare nella sua azienda o avrebbe sempre un certo timore? Famosa etichetta che io le ho detto, è un carcerato, ha commesso dei reati, oppure c'è quella volontà di dare una possibilità se uno veramente vuole reinserirsi e sa lavorare, perché ci sono persone che sanno lavorare. Sì, è vero, sì. Poi bisogna anche saper lavorare o perlomeno avere la volontà di imparare un mestiere con umiltà anche, no? Perché se vogliamo al giorno d'oggi manca anche da parte di tanti giovani un po' di umiltà e un po' di rispetto, no? Per gli altri. Però assolutamente sì, perché è giusto se appunto parliamo di persone che hanno fatto un piccolo sbaglio alla fine, ma vengono poi etichettate come delinquenti di prima categoria, dare una possibilità, assolutamente sì, saremmo favorevoli. Allora, Dolce, invece io chiederei, ma questi giovani, se sono così, è perché forse è anche colpa nostra, che non li abbiamo ascoltati nella maniera giusta, li abbiamo viziati, questi genitori che vogliono essere amici, invece di essere dei genitori autorevoli e non autoritari, di insegnare cosa vuol dire anche il sacrificio. Invece è facile, basta dire sì e ho risolto il problema. Noi diamo la paghetta ai 7 anni, si dà la paghetta no, perché così riesci a capire il valore. Perfetto, poi a 15 che ne chiede 500. Come la vede lei? Io la vedo come comunicazione? Io la vedo da Veneto, sì, e so che pensando ai miei avi, ai miei nonni eccetera, i veneti hanno sempre avuto quel senso del lavoro, di diciamo guadagnarsi col sudore della propria fonte, del proprio fisico, quello che è la sopravvivenza. Quindi non credo che a priori ci siano delle persone che vogliano il benessere, lo stare bene, avere la paghetta, eccetera. Perché io sento tanti anche amici miei che, come me, hanno fatto l'università e poi sono arrivati a fare dei percorsi di studio importanti, ma tutti magari, ti ricorderai sicuramente, anche se sei giovane, che tutti andavano a fare le famose stagioni. Te le ricordi? La gente studiava durante il periodo della scuola e poi però, nonostante magari avesse una famiglia agiata, andava a fare la stagione. Però c'era il vitto alloggio pagato. Io dalla ragazzi, famiglia. E anche dal datore di lavoro, trovava l'alloggio, dava il vitto alloggio. Adesso si ritrovano con stipendi che poi devono pagare l'affitto e non ce la fanno, perché specialmente nelle zone stagionali funziona così. Allora dobbiamo un po' rivedere anche questo messaggio, che è molto la comunicazione. Ecco, cosa vogliamo dire a questi giovani? Perché io non vedo che sono pigri, io li invito tantissimo alle scuole. No, il lavoro c'è, il lavoro dico c'è. anche ai professori, portate loro, che voglio ascoltarli. E sa cosa dicono, Sonda? Ascoltateci di più, perché noi abbiamo qualcosa da dare, ognuno di noi, però ascoltateci, manca l'ascolto. Pasquale, abbiamo Pasquale in linea, vai Pasquale. Ciao, vi sto guardando. Prego. Vi vedo due imprenditori, sono stato imprenditore anch'io, ok? E vi sto guardando. Allora io nel 2013, febbraio 2013, sono caduto nella impalcatura. Ok? Sì. Ho 38 anni contributivi, ho cominciato nel 1976 e pagavo l'ira di Dio. Sono stato vicino all'Assemblea Nazionale in Francia, di qua di là, per i Benetton, di queste che sono persone molto grandi, e voi parlate della gente che non hanno voglia di lavorare. Non hanno voglia di lavorare, non hanno neanche la voglia di imparare il lavoro. Io facevo restauri conservativi, che è la cosa bellissima, al Duomo di Treviso.
i Fustenberg, Agnelli, questo. Allora la gente deve imparare di lavorare, prima ci vuole la voglia di lavorare e dopo si cerca il lavoro, perché ci vuole la voglia, hai capito? Ecco. Ho capito io, Pasquale, devo chiudere, se no non riesco, devo intervistare anche altre 2 persone che sono qui proprio con questa bellissima ditta Isolare. E c'è un problema però, scusami, sai, ma ti sembra che i messaggi che arrivano invitino e invoglino i giovani a lavorare? Ti sembra che uno vuole studiare, va all'università e non trova una stanza, che non abbiamo gli ostelli? Non li abbiamo gli ostelli? È vero? Non ce ne sono. Dobbiamo anche dirle queste cose, perché passare il cerino al giovane, che è colpa sua, che non ha voglia di imparare, non ci sto, perché io li difendo i giovani, perché abbiamo quelli bravi. Il problema è che si fanno vedere gli esempi negativi, non gli esempi positivi. Sono i giovani che protestano quando le cose non vanno bene, e protestano anche per te, Pasquale, non solo per loro. Prego, Dolce, comunicazione. Sì, comunicazione che è la base per poter ottenere dei traguardi, degli obiettivi, e infatti loro l'hanno capito perché sapevano già di avere un prodotto molto valido, che è stata la cosa principale. Sì. Allora guardiamo ancora un altro pezzo di Isolare, intanto facciamo entrare i 2 ospiti perché abbiamo pochi minuti ma devono dirci ciao. Allora guardiamo Isolare, ringraziamo Sonda e Dolce e vediamo chi arriva. Prego. E siamo con Rita Sartor, che è la moglie di Luciano Sandonai. Sì. Ringrazio Luciano per aver portato la moglie, questa figura femminile determinante. E abbiamo anche Matteo Nori, che è socio. Vorrei partire, Rita. Questa donna che sta a fianco a un uomo che ha le idee chiare, questo artigiano che si è fatto da sé, che ha capito l'importanza di credere nel lavoro, però il supporto della famiglia, della moglie e della compagna. Prego, ci deve essere, nel senso che io derivo da una famiglia che ha sempre lavorato, eravamo piccoli, 5 fratelli, sempre lavorato, sempre, mio papà, il lavoro, lo studio, l'impegno e farlo bene. Ho incontrato Luciano che nel momento di difficoltà aveva bisogno di qualcuno che lo affiancasse, non ho mai fatto sto lavoro, amministrazione, mai. Però siccome voglio andare fino in fondo e quindi ci sono state delle difficoltà anche caratteriali tra me e Luciano, però il fine, come può essere anche con Matteo, che ci aiuta, il fine di lavorare come si deve. Matteo? Sì, allora io sono entrato in questa azienda addirittura 10 anni fa da manovale, diciamo, tra virgolette. Che avevo voglia di imparare. Esattamente, era la prima cosa, la voglia di imparare. Ho fatto tanti anni in cantiere anch'io, per poi passare a avere la fiducia di questa azienda, chiamiamola famiglia più che azienda,
per passare poi alla parte tecnico-commerciale, per poi diventare anche socio dell'azienda. E sono riuscito a fare un bel percorso, adesso sono contento e puntiamo tutti i giorni, nel senso crediamo in quello che facciamo. Ascolta Matteo, un minuto perché non ce l'ho di più, ma vi inviterò ancora se avrete piacere di ritornare. Grazie. Tu credi nei giovani, Matteo? È vero che non hanno voglia di lavorare, i giovani di imparare? Non facciamo tutto in urban fashion, nel senso c'è una parte che non ha voglia, veramente, anche nel senso, io parlo anche del nostro paese. Tanti non hanno la voglia di imparare, ma tanti anche che invece ce l'hanno, ma che non hanno la possibilità, non gli viene data la possibilità. Bravissimo, credo anch'io questa. Rita, un saluto veloce, in dialetto però Rita. Dai. La nostra lingua. Dai. Sono felicissima di aver partecipato, che Mirella ci ha dato questa possibilità di spiegare il nostro lavoro, perché ci crediamo e la nostra difficoltà è nel far capire alla gente che hanno bisogno di questo lavoro nella casa per star bene, per risparmiare assolutamente, e quindi se ci inviti un'altra volta veniamo. Intanto saluto tutti. Grazie Matteo, un saluto veloce. Un salutone a tutti e grazie, è un piacere essere stato qui. Grazie a Luciano Sonda, grazie a Rita Sartora, a Matteo Mori, a Franco Dolce Comunicazione di essere stati con noi. Io direi di chiudere anche con queste bellissime immagini della ditta Isolare, poi vedremo se riusciamo a fare questa a cena o a pranzo con Mirella, ma adesso chiudiamo con Isolare.